Buongiorno a tutti. Cominciamo questo giorno e mezzo di lavori. Cominciamo questo pomeriggio. Il mio compito è di aprire queste giornate e lo faccio con un po' di emozione in realtà, perché per l'evento che celebriamo a noi avevamo la data del 16 novembre, non so se poi la potrei confermare questa cosa, ma 16 novembre Franco Basaglia arriva a Gorizia. L'emozione anche che io invece nascevo, no? Quindi 50 anni fa questo evento, sono passati 50 anni, però siamo a ricordare un uomo e la sua storia, nella quale poi anch'io, in quanto psichiatra, sono stato coinvolto da subito. Quest'anno abbiamo celebrato, non è l'unica celebrazione che facciamo di Franco Basaglia, è il terzo momento di incontro, di riflessione. Abbiamo cominciato a febbraio presentando il libro Il fondo del reato dei dottori Venturini, Casagrande e Torresini. Poi abbiamo continuato vedendo la fiction della RAI a luglio, e in questi giorni appunto celebriamo questo venire di Basaglia a Gorizia. È chiaro che oggi, in particolare questi 2 giorni, sono giorni di celebrazione, ma a noi interessa recuperare la storia, ma vivere l'attuale, e ci interessa appunto quanto ciò che disse Basaglia negli anni della sua vita e della sua professione, quanto è importante per le nostre condotte oggi, per le nostre condotte professionali, ma anche condotte di organizzazione. Basaglia è stato un maestro dei contrasti e acuiva, ma nei contrasti si definisce la vita di ogni giorno, e noi viviamo le contraddizioni del nostro tempo, ma senza paura di affrontarle, di dibatterle. Le contraddizioni servono a crescere, e non è stato solo maestro di idee, è stato anche maestro nella costruzione proprio, no? Di percorsi, iniziative. La chiusura del manicomio è un fatto epocale di fatto. Questi percorsi, iniziative, idee vanno riprese, attualizzate, ci interessano. Non sarà qui finita, non sarà quest'anno di celebrazioni qui a Gorizia. Noi intendiamo come azienda sanitaria continuare a proporre dei momenti di incontro. Anche il prossimo anno ripartiremo già a gennaio su alcuni temi che abbiamo rieditato in quest'anno, ma che ci coinvolgono tuttora. Ripartiremo a gennaio appunto a interrogarci e a costruire momenti di cultura, come vogliono essere di cultura e conoscenza i momenti di queste 2 giornate. Abbiamo anche noi un cammino di pensiero, anche organizzativo, aziendale, ma intendiamo anche attraverso le suggestioni che verranno in questi giorni ripensare, riorganizzare e anche riaffermare i principi della partecipazione e della condivisione. Siamo un'azienda sanitaria, questo per costruire opportunità di salute per i cittadini, per chi ha bisogno di cura e di attenzione,
e per chi ha la necessità di vedere riaffermati i propri diritti. E per questo cominciamo, no, con una serie di saluti, no? Sono saluti diversi, e abbiamo chiamato alcuni personaggi che hanno un senso in questa storia, no? E nella storia di 50 anni fa. Quindi io do adesso la parola al sindaco di Gorizia, in quanto la storia di Basaglia, una certa storia, no, ha preso inizio proprio qui a Gorizia. La parola al senatore Ronchi. Io, oltre che essere oggi il sindaco di Gorizia, non essendo un bambino all'epoca, sono anche un testimone di questi avvenimenti che indiscutibilmente avevano attraversato la città in maniera del tutto trasversale, creando non poco scompiglio, non pochi contrasti, non poche prese di posizioni di tutti i tipi, e che fecero di questo, che tutto sommato va considerato per quello che è, cioè un grande esperimento scientifico, una grande scelta di umanità, venne invece divise la città. Io già in un'altra occasione ho avuto modo di dire che tutte le rievocazioni che quest'anno sono state fatte devono essere anche intese come un atto di riparazione dalla città, che non capì assolutamente all'inizio questo grande avvenimento, non si rese conto che stava vivendo una questione epocale, la ridusse a tutta una serie di diatribe politiche e che non certo fecero onore alla città stessa, in quanto ne rivelarono, ne misero in luce una buona dose di provincialismo. Ecco. Quindi oggi l'azienda sanitaria, con questa serie di convegni, oltre che approfondire una conoscenza, evidentemente ha anche compiuto, ha aiutato a compiere questo atto di riparazione nei confronti delle incomprensioni di allora. Che dire ancora? La partecipazione a queste manifestazioni, a questi giorni che quest'anno si sono svolte a Gorizia per il 50° anniversario dell'inizio dell'esperienza basagliana a Gorizia, ecco, evidentemente hanno avuto un grande successo di pubblico, hanno avuto un grande successo come oggi, ma in altre occasioni addirittura anche superiore. Quindi evidentemente vuol dire che oggi il messaggio è completamente passato, è archiviata qualsiasi forma di dialettica, e oggi si vede la grandezza di questo personaggio che veramente ha cambiato la psichiatria moderna. Ecco, quindi come sindaco di questa città non posso che partecipare e essere grato all'azienda sanitaria di aver voluto in tutti i modi riuscire a onorare degnamente questo personaggio, e ringraziare anche il pubblico, i goriziani, che comunque hanno partecipato. Succede sempre, è un po' strano. Quindi ringraziare anche i goriziani, i quali hanno veramente partecipato a questa cosa. Non è stata una cosa di elite, una cosa di pochi, è stata una cosa di tutti. Quindi io credo che questo sia l'aspetto che va raccolto oggi rispetto alle incomprensioni di allora. Grazie. Adesso la parola al Presidente della provincia, Enrico Berghetta. Anche la provincia 50 anni fa, le province erano enti che erano dentro la questione, no, dell'ospedale psichiatrico, perché erano le amministrazioni di riferimento. Adesso hanno un altro compito, e però è un compito importante, e quindi diamo la parola al Presidente. Sì, ti ringrazio, buongiorno a tutti.
Qui oggi in provincia sono io e c'è anche l'assessore del welfare Bianca della Pietra con me a rappresentare la provincia in questo appuntamento. Ma guarda, io oltre a portare saluti, diciamo così, ufficiali, vorrei fare anche un discorso non tanto quanto presidente della provincia quanto appartenente al forum regionale della salute mentale, perché guardavo questo titolo, cominciò nel 61. Beh, se una cosa comincia vuol dire che continua e vuol dire che non è ancora finita, e questa è una cosa di cui vorrei parlare. Penso che non è la prima volta che parliamo di Franco Basaglia, della sua esperienza. Credo che sia il momento anche per noi, soprattutto in una sede così prestigiosa, non solo di parlare sempre del passato, ma di cominciare a parlare del futuro, di questo tipo di esperienze. Io credo che ricordare Basaglia significa alcune cose. La prima cosa significa portare avanti le sue idee. Una cosa che mi ha colpito l'altro giorno, quando l'azienda sanitaria ha presentato la carta dei servizi dell'azienda sanitaria, c'era questa grande discussione che i medici non chiamavano più i malati pazienti, no? Ma persone. Ecco, diciamo pure che Franco Basaglia ci è arrivato nel 1961. Quindi io dico che la carta dei servizi dell'azienda sanitaria santina è sicuramente un tassello, è un primo punto di arrivo, di partenza di quel pensiero di allora. Perché quella volta Franco mise al centro le persone, come è stato ricordato. Non c'era solo una visione umanitaria, diciamo così, caritatevole, c'era la concezione che ci trovavamo davanti a delle persone, a delle problematiche che devono essere affrontate. Mi auguro che questo possa avvenire anche oggi, perché nella psichiatria moderna non sempre quello di cui si parla è come poi alla fine si opera concretamente. Questa è una riflessione che dovrebbe servire non tanto per la nostra provincia, ma sicuramente per il quadro nazionale, perché non dimentichiamo che siamo di fronte qui a parlare di una cosa che cambiò i paradigmi del rapporto medico-malato, voglio dire, a livello nazionale. La seconda cosa che penso quando dobbiamo ricordare Basaglia, per ricordare bene, è quello di non cristallizzare il suo pensiero, ma andare oltre, perché vedete Basaglia ha tanti difetti, ma sicuramente non fu un conservatore, fu un rivoluzionario, non nel senso politico del termine, ma nel senso sociale del termine, che cambiò, trasformò tutto ciò che aveva di fronte, andò contro il senso comune, si isolò, insomma, tutti sappiamo la storia. Ora, quindi noi non siamo qui a portare avanti secondo me, un libro e dei dettami e dei principi validi una volta per sempre. Sarebbe forse la cosa più sbagliata per portarlo, forse si tirerebbe una tomba e si arrabbierebbe sicuramente. Dobbiamo mantenere quell'anfratto che ci permette di metterci in discussione sempre nei confronti degli altri. Quindi una trasformazione continua. Mi ricordo, non so che filosofo moderno disse: il movimento è tutto. Non so se Basaglia lo abbia mai letto o conosciuto. Sicuramente quando penso a Basaglia penso a questo. Poi dobbiamo portare avanti conseguentemente la ricerca. Dobbiamo portare avanti una ricerca in un settore che ancora non è maturo, non è arrivato all'ultima spiaggia. Per fare questo, per fare bene questo mestiere che ci è stato insegnato, credo che tutta la comunità debba, per ricordare bene Basaglia, fare la cosa più saggia che può fare in questo momento, e cioè investire di più denaro, risorse e mezzi sulla salute mentale a tutti i livelli, sia a livello provinciale, regionale e nazionale. Questo secondo me
è il metodo forse più valido per ricordare questa figura, che in fondo ci ha insegnato una cosa molto semplice: imparare a vedere e a guardare la realtà con occhi che non siano quelli del conformismo e dilagante. Grazie. E come ha detto il Presidente Galletta, incominciare è un verbo che non finisce l'azione, e dando la parola al direttore generale Gianni Cottura, come azienda siamo proprio impegnati su questa questione del non aver finito, anzi sui temi della salute mentale e in genere appunto sui temi della salute. Come azienda sanitaria siamo aperti e desiderosi proprio di partecipare e condividere per costruire la salute del territorio. Quindi do la parola al direttore. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Come azienda sanitaria abbiamo inteso promuovere in questo anno una serie di manifestazioni, come ha ricordato il dottor Bertoli, che ci hanno consentito di poter incontrare personalità con le quali confrontarsi e individuare dei momenti in cui proprio anche i professionisti potessero da un lato approfondire le loro conoscenze, ma soprattutto cercare di recuperare le radici di un'esperienza, recuperare la storia che in questa città è iniziata. I momenti, questo ci teniamo a dirlo, non sono celebrativi, perché se fossero esclusivamente celebrativi, ecco, non consentirebbero di poter concretamente poi operare ogni giorno con uno spirito forte. I momenti come questi ci aiutano a conoscere meglio e, conoscendo meglio, anche ad assumere le decisioni più appropriate. Anch'io colgo il titolo e dico un'altra cosa: si comincia, si continua, ma ciò che deve contraddistinguere la nostra esperienza quotidiana a tutti i livelli, ed è quello che ci muove ogni giorno, è proprio il cominciare ogni mattina quando ci si alza, il ricominciare, il mettersi positivamente in discussione, avendo presente la realtà che ci circonda e proprio traendo spunto anche dall'esperienza che ha fatto il professor Basaglia. Io penso che ci aiutiamo ad avere questo spirito nell'ambito della salute mentale, ma come direttore generale ovviamente in tutti i settori della salute che sono sotto la nostra responsabilità. Io inizialmente devo anche ringraziare i partner che ci hanno consentito di realizzare questo momento. L'istituzione che ci ospita, il Polo Didattico Culturale di Gorizia dell'Università di Trieste, qui rappresentata dal professor Gavassi, la Fondazione Franca e Franco Basaglia e le due istituzioni locali, il Comune, rappresentato dal senatore Ettore Romoli, e la Provincia, oggi qui rappresentata dal Presidente Galletta. Ecco, sono due istituzioni con le quali abbiamo diversi momenti di collaborazione e ringrazio veramente di cuore perché sono particolarmente sensibili e attenti a tutte le iniziative, e anche con l'attenzione a queste iniziative si dimostra la vera collaborazione che fra istituzioni ci deve essere. In più anche uno sponsor che è la CAMST, che offre poi l'ospitalità dal punto di vista ristorativo a questo evento. Ecco, io vorrei proseguire ancora brevemente leggendo le prime righe del bell'articolo che è apparso ieri sulla pagina di un quotidiano locale a firma di Mario Colucci, che poi è anche qui ovviamente con noi e parteciperà attivamente ai lavori. Dice: 50 anni fa Franco Basaglia diventa direttore dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. Al suo arrivo
fa la tragica scoperta di 600 internati in condizioni estreme di abbandono e di degrado, che hanno perso ormai qualsiasi speranza di riscatto. Il suo primo impulso è quello di andare via, ma poi decide di restare per trasformare tutto, dire no alla violenza e all'esclusione, aprire le porte, riannodare relazioni, restituire la parola a chi non ha più voce. È l'inizio di un lavoro enorme che porterà anni dopo a una delle più grandi conquiste sociali del nostro paese, la chiusura dei manicomi. E io penso che queste righe si sintetizza quello che è stato fatto, che si continua a fare e che ciascuno di noi deve continuare a fare, perché ovviamente la chiusura del manicomio è un traguardo, è una tappa, ma è altrettanto vero che dobbiamo perseguire questo quotidianamente, come dicevo prima, perché non possiamo pensare che solo dalla chiusura di una struttura si possa cambiare il rapporto con la persona. Ed è qui, penso, lo snodo fondamentale del pensiero, che poi ha prodotto un'azione di Basaglia che deve produrre anche la nostra, che è quella del rapporto non tra medicina e malattia, ma del medico, della persona che ha in carico, che accoglie, che prende cura di un'altra persona. Ecco, questo è lo snodo che deve far vedere tutte le relazioni in questo modo, far vivere tutte le relazioni in questo modo, ma anche e soprattutto le relazioni nei momenti di criticità e di fragilità. Ecco allora che se ho questo spirito, la persona che ho di fronte è un uomo, una donna con la quale condividere anche i momenti difficili e condividendoli entrare, come si dice, in empatia, cioè entrare, mettersi nei suoi panni con la distanza che si deve avere, il rispetto che si deve avere, però si deve entrare quindi in relazione. Ecco allora che questo per me, per la nostra azienda, è un insegnamento fondamentale per poter lavorare meglio come operatori, per essere più efficaci nei confronti delle persone che ci chiedono aiuto e per le quali abbiamo una responsabilità e per le quali dobbiamo lavorare meglio, ma con questo atteggiamento. Ecco, penso che con questo supereremo tante difficoltà, tante barriere, e questo è uno strumento proprio perché si possa far sempre più integrazione e inclusione, e oltre ad abbattere le barriere fisiche si abbattano anche le barriere di tanti pregiudizi nei confronti della diversità. Ecco quindi che una città come Gorizia è il luogo ideale, una città di frontiera transfrontaliera che è un crogiolo di diverse esperienze, di persone che sono venute da diverse parti del mondo, dell'Europa, e vi è proprio uno spirito naturale a incontrare, a scambiare le idee. Ecco, recuperiamo questo modo di vivere e penso che recupereremo, saremo capaci di recuperare in qualità di rapporti e quindi anche in qualità della vita, prima di tutto per ciascuno di noi. Quindi grazie a tutti coloro che potranno arricchirci con i loro contributi in queste 2 giornate, che sicuramente saranno un tesoro per noi, per tutti gli operatori, e soprattutto anche tra operatori è un'ulteriore occasione di costruire relazioni, conoscenze per aiutarci in un percorso che ovviamente non finisce né oggi né domani, ma prosegue per tutta la nostra vita. Grazie e buon proseguimento. Grazie direttore Cortiula. La parola al professor Gavassi, Giorgio Gavassi, che ci ospita come nell'università e quindi che è totalmente partecipe di questi lavori. Tra l'altro l'altra sera ci diceva come lui aveva fatto un'esperienza diretta con Franco Basaglia a Trieste. Grazie, ora cercherò di raccontare, in parte di raccontarmi, spero in modo egocentrico e narcisistico, ma per dare un contributo alle riflessioni che sono già state avviate. La prima, che mi permetto di fare, nasce, chiedendo scusa ai relatori che mi hanno preceduto, da un'osservazione sui loro contributi.
sono contributi di non addetti ai lavori che però, anche se il dottor Portiulla può essere ormai a pieno titolo annoverato tra gli addetti ai lavori, che però io noto intrise di un linguaggio, come lo chiamiamo, post-basaliano, basaglistico, psicologistico, e insomma gli ismi sono peggiorativi, ma infine anche gli ismi contribuiscono un po' a sensibilizzare l'opinione, come si dice, pubblica, la più diffusa, il comune sentire e via dicendo. Questo è importante perché attiene alla cultura, forse a quella cultura diversa che anche Franco Basaglia aveva contribuito e evidentemente alla quale era teso in termini di palingenesi, di cambiamento, di modificazione non superficiale, profonda. Quindi grazie agli ideatori del convegno, grazie di aver scelto l'università, luogo a me caro per il mestiere che faccio, ma doppiamente caro perché mi darà la possibilità di esprimere, come dicevo, anche alcuni dati che riguardano non tanto la vicenda goriziana di Franco Basaglia, ma la vicenda triestina, perché quando Basaglia arrivò nel 71 a Trieste io ero uno dei tanti giovani studenti di psicologia, si chiamava filosofia dell'indirizzo psicologico all'epoca, ma eravamo tutti figli della grande scuola triestina, che voglio ricordare, di Gaetano Canizza, dove però si studiava prevalentemente percezione visiva. Ebbene, noi già da alcuni anni scalpitavamo perché volevamo un bagno più applicativo, ma a Canizza queste cose piacevano poco perché evidentemente riteneva che ciascuno dovesse fare il mestiere che sa fare. Lui riteneva di non saper fare la psicologia applicata, anche se poi non era vero, e quindi era riluttante a dire a queste richieste che gli studenti, poi in epoca 68, gli rivolgevano. Ma avvenne che in quegli anni arrivò all'Istituto di Psicologia, ma su una cattedra della facoltà di medicina, Gianfranco Minguzzi, che insegnava psicologia clinica. Noi vedemmo in Gianfranco Minguzzi, che ricordo con un'autentica commozione, vedemmo così la luce, uno che si poteva aprire gli occhi su tutto quello che altri non ci volevano, non ci potevano, a diverso titolo, insegnare di un modo di avere le mani in pasta nei processi, come dicevo, applicativi. E Minguzzi, che frequentava non solo razio materia, ma anche per evidenti agganci di tipo, come lo chiamiamo, ideologico, politico, psichiatrico, eccetera, eccetera. Franco Basaglia all'ospedale psichiatrico San Giovanni, Franco Minguzzi ci diede il passepartout per fare delle esperienze in ambito OPP, come si diceva, no? Queste esperienze la dicono lunga su un modo di intendere l'università e le cose che si facevano all'università di Franco Basaglia. Non credo ci fossero grossi apprezzamenti nei confronti di tutte le tecnicalità psicodiagnostiche della psicologia, né tantomeno di altre possibili abilità di intervento. Erano molto lontane dalla sua prassi operativa e quindi la partecipazione ai gruppi dell'ospedale psichiatrico, qui c'è il dottor Carino, Padiglione P, eccetera, no? Erano in termini di volontariato psichiatrico, socio-psichiatrico, dove lo psichiatrico già storna, no? Come sappiamo. Però vorrei riferire una cosa che forse interessa a pochi e che è anche abbastanza curiosa. A un certo punto si pose il problema se Basaglia avesse mai avuto intenzione di calcare le scene accademiche, quindi di occupare una posizione didattica all'interno dell'università.
quindi ci fu un contatto patrocinato da Gianfranco Minuzzi con appunto Canizza per vedere se Basaglia effettivamente avesse intenzione di fare questa esperienza. Io non so come andavano effettivamente le cose, ma lo stesso Canizza mi disse: siamo andati a cena, ma io ho capito che lui non voleva venire perché forse l'università gli interessa poco e forse semmai l'università gli interessasse avrebbe prediletto una presenza all'interno di una facoltà medica. Questo mi stupì perché mi sembrava una contraddizione rispetto a un dialogo che era a tutti noto. Vorrei altrettanto ricordare Michele Risso, che per me è stato come dire, il contatto con la psicanalisi, o quella psicanalisi che all'interno dell'ospedale psichiatrico si poteva fare. Ne ricordo ancora, conservo a casa stancamente ogni tanto, lo guardo, il testo di Racamier, Psicanalisi en divan, che noi in quel salone, no, della direzione centrale della palazzina, in quegli incontri, commentavamo, studiavamo e forse ciascuno a suo modo, come direbbe Pirandello, cercava di applicare. Tutto cominciò a Gorizia, però permettetemi di dire, proseguì a Trieste. Io credo che sul piano epistemologico ci sarebbe stato, usiamo il passato, ci sarebbe stato e si sarebbe potuto fare molto, ci sarebbe molto da dire. Io credo che nelle vie formali non si è fatto, ma nell'informale forse molto è passato anche attraverso l'università. Ho detto anche attraverso l'università perché come sempre l'università, come allora in particolare l'università è restia a sporcarsi le mani, ad avere le mani in pasta, ed è singolare che questo governo sia un governo di professori impastati. Per fortuna, aggiungo, per non essere frainteso. Io invio ovviamente un pensiero riverente e deferente nei confronti di questi che considero essere stati maestri di vita e di scienza per me, anche se i miei 20 anni goriziani qui in questa istituzione, nella mia posizione di reggente di questa struttura, mi hanno portato a fare, fra virgolette, un mestiere diverso. Però credetemi, ogni qualvolta interfaccio personalità del mondo internazionale non manco mai di ricordare la mia appartenenza basagliana, le cose che ho fatto all'epoca, e vi garantisco che è un grosso vantaggio in termini di relazioni interpersonali e di capacità comunicativa. Grazie e un augurio di buona lavoro. Grazie professor Gabassi. Entriamo ancora di più nel ricordo, ma attraverso le parole di Alberto Basaglia, che qui rappresenta la fondazione e che ci porta dentro a questo ricordo, però appunto, come tutti hanno detto, per qualche cosa che continua oggi in modo diverso, ma continua. Buongiorno a tutti. Io mi scuso perché non saprò essere molto distaccata, perché ogni volta che vengo a Gorizia per me è come fare 10 anni di analisi, per cui scusatemi, ma ogni volta che io arrivo qui mi viene da restare, poi mi viene da scappare, perché in qualche modo comunque la mia vita è incominciata qui, la mia vita di persona e la mia vita anche di rapporti e la mia vita di persona che capisce come si fa a crescere, che capisce come si fa a crescere in mezzo a delle cose che
a tutti i bambini dovrebbe essere data opportunità di crescere. Quindi per me essere qui oggi ha un senso doppio, cioè mettermi il cappello della fondazione, ma contemporaneamente anche esserci io come Alberta. Vorrei dire velocemente due cose, perché credo che il senso di queste due giornate sia far parlare le persone che davvero avranno qualcosa da dire sul passato, sul presente soprattutto, spero, e su quello che bisogna fare per andare avanti. Cominciò nel 61, è vero, cominciò a Gorizia, che è stato e che è diventata il simbolo di quello che non deve più essere, di quello che i manicomi non devono più essere, di quello che il non voler dare parola alle persone non ci debba più essere, che bisogna riconoscere il fatto che le persone diverse da te hanno diritto di parola, che le persone brutte, che le persone sporche, che le persone che non hanno avuto la possibilità di vivere una vita come la tua hanno diritto di girare per la strada, di avvicinarti, e che tu, nonostante il momento di ritrazione impari ad affrontare. Gorizia ha voluto dire questo e vuole continuare a dire questo, e credo che debba continuare a dire questo. Però cominciò vuole dire anche un continuò. E allora io credo che continuò davvero, come è appena stato detto, nel 71, quando Basaglia è andato a Trieste. E io devo dire che continuò nell'81, anche quando poi non c'è più stato lui, e che continuò tutto a Trieste. Continuò anche in altre parti d'Italia, ma continuò a Trieste quello che era cominciato a Gorizia. E a Trieste è continuata un percorso incominciato, come ho appena detto, il percorso che che prevedeva non solo il fatto di dare dignità alle persone che non l'avevano mai avuto, che l'avevano avuta in parte, ma Trieste vuole dire dimostrare che queste persone non solo hanno diritto a una dignità, hanno diritto a una vita come tutti gli altri, e che questa vita è possibile, e che è possibile che queste persone stiano nel mondo assieme a tutti gli altri, trovando man mano sempre delle modalità diverse a seconda delle storie di ogni persona, per riuscire a vivere tutti assieme. Allora cominciò nel 61, continuò nel 71, e se non ci fosse stato il lavoro di Trieste, il lavoro che Basaglia ha fatto a Trieste, che ha fatto con le persone che poi hanno continuato questo lavoro, non ci sarebbe stata la legge 180 e non ci sarebbe quello che Trieste continua ad essere, cioè la dimostrazione per il resto d'Italia e per il resto anche dei paesi che guardano l'Italia come il paese dove per primi si è guardato a come liberare i matti. Io credo che queste due giornate, che il senso, io spero e penso, ed è per questo che la fondazione che io rappresento ha voluto esserci, perché abbiamo creduto che
un incontro di 2 giorni come questo che si svolgeva a Gorizia era un riconoscere a Gorizia l'inizio di un percorso che non è ancora finito e che continua a dimostrare che le contraddizioni continuano ad esserci e che il lavoro, come si diceva prima, che ha aperto 1000 contraddizioni, continua ad essere vivo solo se le contraddizioni continuano ad esserci, diverse dall'inizio ma continuano ad esserci. E allora in questo senso a noi è piaciuto partecipare a questa avventura di questi 2 giorni, perché pensiamo, avendo visto chi sono le persone che partecipano e che riempiranno di parole in questa stanza per 2 giorni, pensiamo che questo non sia una 2 giorni di commemorazione, ma sia una 2 giorni di discussione su come tutto è cominciato, ma su come è proseguito e su come stanno andando avanti. Grazie. No, facciamo avanzare qui al mio posto perché là non ti si vede. No, state. Allora chi deve andare guarda cosa ti lascia. Ecco, intanto ci riaggiustiamo. Va bene, allora salutiamo il professor Gavassi che deve raggiungere un altro convegno. Domenico Casagrande, che è stato nostro ospite recentemente, dicevo prima, la presentazione del Forte Reato, libro che ho presentato a febbraio. Nella locandina è scritto Commega, in realtà uno che ha vissuto con Basaglia e poi ha coltivato la sua esperienza qui a Gorizia, quindi questo inizio abbiamo voluto proprio che ci fosse chi ha lavorato, è stato sul campo, ha vissuto direttamente la questione di Gorizia, e dopo vedremo nel film che presenteremo dopo alcune esperienze vissute proprio qui a Gorizia. Prego. Intanto io vi ringrazio per questo invito che mi ha messo un po' in imbarazzo, perché venire a parlare di Franco Basaglia e dell'esperienza gorizziana a Gorizia non è semplice, non è facile, anche perché l'esperienza che è durata 9 anni e quindi con diversi passaggi all'interno, non tutto così semplice, così facile, sia nelle contraddizioni che nel fatto di essere stati favoriti oppure contrariati, insomma, no? È stato un periodo che io ricordo anche con difficoltà. Ricordo che i primi tempi, quando venivo a Gorizia, insomma, venivo con un po' di disagio perché mi ricordavo i tempi passati e dirò di più, quando sentivo suonare un telefono facevo sempre un sobbalzo, pensavo sempre di essere di guardia a Gorizia, no? Perché sì, non è stato un periodo facile, anche se è stato un periodo estremamente interessante, estremamente, per me, sì, un periodo indimenticabile, perché venuto via dalla clinica di Bologna, che era in mezzo al manicomio, oppure si mandava la gente in manicomio dalla clinica, oppure si erano come entrati, venire qua e cominciare questa esperienza è stata veramente la cosa significativa della mia vita. Io, allora, però, cosa dirò a Gorizia? Cioè, raccontare un'esperienza così contrastata, difficile, così non era facile. Allora ho scelto due pezzi, uno inedito, scritto da Antonio Savic, poco prima che morisse, fatto da un suo libro che raccontava proprio gli anni di Gorizia e che mi sembra estremamente rappresentativo. Un pezzo semplice, una parte di questo libro,
che Antonio non ha potuto pubblicare perché è morto mentre lo finiva, ma che speriamo di poter poi pubblicare, perché mi pare che sia un libro che racconta quegli anni che non sono raccontati per esempio dall'istituzione legale, no? Quindi sono estremamente significativi. Dice Antonio, dal direttore, che era allora Belloni, lo psichiatra Basaglia, a parte la molto fraterna attestazione di stima di filosofo, perché pensava che Basaglia fosse un filosofo più che uno psichiatra, no? Sapeva che in cattedra da Padova non ci sarebbe mai andato. Non è proprio così che sapeva che ci sperava di andare in cattedra Franco in quegli anni, solo che appunto Belloni gli levò subito questa idea dalla testa, diciamo, no? Il lavoro nella corsia psichiatrica della clinica non era un bel lavoro, era un lavoro che Slaghi descrive come umiliante. L'indirizzo delle terapie era sempre dettato da Belloni, erano terapie quindi di shock, terapie biologiche. C'erano sempre terapie farmacologiche proprio date di responsabilità a Franco Basaglia, che le doveva sperimentare e che le sperimentava con molta prudenza e con molta innata cautela, perché sicuramente erano terapie nuove ma anche al tempo stesso favorenti ma anche pericolose da usare, quindi con una certa cautela da usare. E per il resto cosa c'era? C'era da risvegliare dal coma insulinico i pazienti con lentezza, perché si non deve fare con lentezza, e c'era da curarizzare per bene il paziente per elettroshock. Non esistevano in quei momenti in clinica culture di una restrizione. Perché? Perché le persone che entravano in situazioni non gestibili dalla clinica venivano chiuse in uno stanzino e mandate nel più breve tempo possibile all'ospedale psichiatrico di Padova, no? Quindi non esistevano cure restrittive per questo motivo, perché la restrizione poi era data all'ospedale psichiatrico di Padova, no? Chiaramente. E in quel periodo tutti dovevano eseguire gli ordini di Belloni, anche quelli che non erano d'accordo intimamente di questa situazione, però se uno voleva rimanere in clinica doveva eseguire gli ordini, non c'era visto di coscienza, ecco, bisognava seguire questi ordini. E tra questi neurologi che seguivano questi ordini c'erano dei soldati, come Franco Basaglia, c'erano Rai Terziano, anziano, Giampiero della Barba e Diego Fontanari, le tre persone più vicine a Franco, che si ritrovavano ogni tanto a discutere tra di loro su cosa avrebbero potuto fare, no? E che invece non potevano ancora fare in chimia. Finché il Belloni chiamò un giorno Franco Basaglia e gli disse che voleva venire a fare il direttore dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. E qui si dice che a novembre del 61 prendesse, io credo fosse un po' precedente, mi pareva che fosse l'estate, ma insomma diciamo che poteva essere il novembre del 61, Franco Basaglia venne a lavorare a Gorizia. E quando arrivò a Gorizia fece il primo giro dell'ospedale col capo personale, che era Pecorari, con le sue chiavi, che apriva e chiudeva tutte le porte, eccetto quelle che lui non voleva aprire e chiudere, per sapere lui perché non voleva aprire e chiudere. Ma insomma, mi fece fare il primo giro dell'ospedale. Il giro dell'ospedale che fu un giro, sì, non certamente bello per Franco Basaglia, che veniva dalla clinica e comunque non vedeva certe brutture che c'erano nell'ospedale psichiatrico. Quello che vide Franco Basaglia lo raccontò più volte a diverse persone e lo descrive bene proprio Antonio Slavic. L'interno degli autoreparti era verniciato d'olio, arredato da qualche panca e pesanti tavolacci con 50 o 100 letti per reparto. Nei reparti accettazione erano tutti a letto e in parte legati. Nei due reparti biccioli agitati, molti erano contenuti a letto. Nelle belle giornate che erano frequenti anche a novembre, come vediamo che oggi, no? Anche a novembre, tutti dovevano rabbrividire nei cortili, alcuni ingabbiati, alcuni legati agli alberi, i più stesi per terra non di muro sulle panche di pietra, o ambulanti in modo perpetuo e senza meta. Ma qualcuno, per compiacere il nuovo direttore, aveva acceso di rudimentali altoparlanti, da cui veniva fuori la mina che urlava di parare di luna in tutti gli altri cortili.
i reparti C, cronici, di lavoratori, i servizi generali, cioè lavanderia, tipografia, falegnameria, l'alloggio delle religiose, dell'ispettore, i capi operai, la commissione interna. Al di là della legnaia in disuso, alcune ombre di manati, lavoratori in silenzio, dal fondo delle officine. La camera mortuaria, lontana, semi-nascosta dai cipressi contro il muro di confini, poi la colonia agricola. Si estendeva a perdere d'occhio, misteriosa, deserta, sconfinata. Dopo questo sconvolgente giro, logicamente, Franco Basaglia si chiede se doveva continuare a fare il direttore di questo che lui ricordava i giorni del carcere trascorsi a Venezia e Santa Maria Maggiore quando fu rinchiuso come giovane partigiano, oppure se andasse. Questa fu una cosa che lo tenne per qualche tempo in agitazione e ne parlò con l'assessore, allora l'assessore Marchesini, che fu un assessore che Franco Basaglia ha sempre ricordato molto bene per il suo appoggio alla situazione, e con i primari dell'ospedale civile che gli avevano fatto una cena di benvenuto quella sera. Però quando tornò la sera da solo cominciò a pensare a questa situazione, a quello che aveva visto, e fu preso da una rabbia un po' irrefrenabile e si disse che non poteva fare la fine del dottor Canofri, precedente direttore, che probabilmente si era suicidato, anche se era morto in un incidente stradale, ma il dubbio era di un suicidio, per diversi motivi, non solamente dell'ospedale, e che deve reagire magari a un giorno su queste cose. A questo punto darci nota dichiarazione con la quale rifiutò di firmare il registro delle contenzioni, con la famosa frase che dice: quindi qui nasce la storia del non restringere l'ospedale psichiatrico, del cercare di trasformare l'ospedale psichiatrico in una struttura terapeutica, la successiva inizio della comunità terapeutica iniziò proprio dal reparto di uomini con Slavic, che fece le prime riunioni, perché ancora non eravamo arrivati noi nuovi che costituiscono quelle più successive, io, Pirella, Jervis, Schitter e gli altri, ma c'era solamente lui, la Bombonato e Tesi, che avevano raggiunto per primi Franco Basaglia qui in Trieste. Questo primo atto seguire tutta la storia di Gorizia, che va appunto dalla messa in piedi della comunità terapeutica, che però nasce da un fatto preciso, cioè quello che a Franco colpì è il fatto che questi malati non erano trattati come persone, e per lui la necessità di avere un rapporto con gli altri, di cominciare a stabilire un rapporto con queste persone, di capire che finché l'ospedale fosse rimasto questa specie di carcere chiuso, luogo di esclusione, non avrebbe potuto certamente stabilire rapporti con queste persone. E infatti sempre Slavic dice che sarebbe stato facile dire che la comunità terapeutica sia stata opera all'inizio dei pazienti. Perché? Perché i malati erano persone che non avevano più niente, non avevano più neanche desideri, non avevano più neanche istanze da fare, e quindi è un movimento che nasce sicuramente dall'equipe psichiatrica Franco Basaglia in primis, e comincia poi a dipanarsi questa situazione finché successivamente i pazienti finalmente prendono voce e cominciano un po' a contestare questo tipo di situazioni, perché vedete, anche in una struttura aperta, anche in una struttura in cui si è ristabilito un rapporto tra i curanti e i curati, e in quel tempo si diceva viviamo tutti allo stesso livello, no? Per dire siamo tutti uguali, in realtà l'uguaglianza non c'è. In realtà l'infermiere, il medico hanno sempre più potere del malato, e per quanto potere si dà al malato e per quanto lui lo conquisti, finché c'è l'istituzione, il malato è sempre un servo soggetto comunque al potere del medico. E quindi questo ha portato, risvegliato in me la voglia di andare a vedere un altro
lavoro che noi avevamo scritto all'inizio del 68, prima dell'istituzione legata, per l'incontro franco-italiano di Courchevel, che ho scoperto che era una chicca abbastanza rara, abbastanza bella, perché dimostra come già l'idea del superamento dell'ospedale era già nell'equipe goriziana, proprio in questi anni, nell'anno 68-69, eccetera. E a pagina 69 di questa relazione, che è una relazione che poi è stata pubblicata in una rivista dell'epoca, ma poco conosciuta, quindi si penserebbe di ripubblicarla per il suo valore, che non solo storico, ma anche di attualità, a mio avviso. Dopo vedremo anche perché. Si diceva in questa relazione che se si sorvola sulla contraddizione fondamentale antagonista tra istituzioni incaricate per mandato dell'esclusione, della cura e della custodia e il malato oggetto di queste cure e di questa esclusione, se si pretende di fare accettare di fatto questa esclusione al malato, suggerendo in lui la possibilità di riappropriarsi all'interno delle istituzioni dei suoi diritti civili, collaborando in una formale e ordinata gestione di tutte le contraddizioni interne alle istituzioni, si finisce per montare uno strano meccanismo giocoso che non ride di se stesso. Ogni gioco d'altra parte le sue regole, norme prefissate che non prevedono variazioni o eccessi. Ogni sbaglio delle regole del gioco si paga. Ne consegue che ogni istituzione che decida di stare al gioco formalistico comunitario deve prevedere nel contempo, per compenso di meccanismi validi e forti per il controllo delle devianze. Ha almeno due vie sicure davanti a sé. La prima, di diventare una comunità terapeutica guidata, che accetta esplicitamente la sanzione con le regole del gioco e si fonda conseguentemente sulla persistenza al suo interno di sacche istituzionali chiuse in grado di assicurare la sanzione, pena la vanifica e la revisione della guida. La seconda via è quella di permettere che la tensione inerente alle considerazioni istituzionali cresca in modo condizionato fino ad un limite oltre il quale interviene un'autorità non coercitiva, persuasiva ed interpretativa che altrimenti non si palesa. Alla base di questa seconda via sta un chiaro potere tecnico-medico che confida solo in se stesso e sulla propria capacità interpretativa e risolutiva. Se anche questa sicurezza appare antitetica alla insicurezza di chi, seguendo il primo modello comunitario, è ancora necessitato da ammettere la violenza come contrappeso alla permissività, pur dal punto di vista del potere del malato il risultato appare identico. Noi non crediamo che un eventuale potere acquisito dal malato, e di fatto esso potrebbe esistere se a qualche titolo partecipa all'interazione terapeutica, consista nella possibilità di collaborare con il curante. Il fatto è che se anche questa utile collaborazione è servita e se anche si sono messi in piedi tutti i rituali meccanismi formali e comunitari, nel tempo stesso si sono poste anche le basi per una possibile loro negazione dialettica. Nel momento infatti in cui, sia pure in virtù di un dono dall'alto, si è riappropriata della sua libertà di movimento, nel momento in cui l'apertura fisica dei reparti è stata spinta intenzionalmente fino alla sua estrema conseguenza logica dell'apertura totale e i tradizionali meccanismi di controllo studialistico sono quindi messi di fatto fuori gioco, in questo momento anche la chiamata alla collaborazione comunitaria della massa dei pazienti dimostra i suoi limiti oggettivi e si pone da sé in discussione. Forse questo può essere l'immagine reale di potere acquisito individualmente dal malato. Dinanzi alla possibilità di contestazione, anche individuale, e regressiva del singolo malato, quando esso si moltiplichi per la massa numerica dei ricorrati, la logica della contraddizione antagonista fondamentale fra istituzione e malato e tutti i meccanismi di copertura con i quali l'istituzione può tentare di non riformare se stessa entrano in una certa misura in crisi. Per tutte, i limiti della permissività non possono più venire prefissati una volta per tutte e soprattutto non possono più venire dettate le norme che assicurano in modo rigido e dialettico l'osservanza di questi limiti. Il potere per la formulazione delle decisioni reali rimane, anche nella situazione verde, nelle mani dell'istituzione rappresentata dall'avanguardia. La contraddizione principale tra i fini istituzionali e il malato si sposta nel momento in cui l'istituzione, anche per la partecipazione della quota di contestazione espressa dal malato, inizia a diventare un problema anche per la società che la esprime. In questa prospettiva,
le contraddizioni interne che si manifestano nelle istituzioni si subordinano in un ruolo secondario rispetto alla loro contraddizione principale. All'interno del campo istituzionale possono ora appena giocarsi delle dinamiche tra i diversi ruoli e diverse posizioni di potere, che tendono a comporre dialetticamente tali contraddizioni. Il malato vi ha una parte reale, anche se non si autogoverna. È anche probabile che da questa sua partecipazione gli possa trarre un beneficio che il medico chiamerà terapeutico. Ma dinanzi a questa possibilità di partecipazione e contestazione di massa del malato alle dinamiche istituzionali sarà ormai ben difficile che il potere medico possa sentirsi rassicurato e possa ritenere di avere trovato nell'autogoverno del malato di mente una nuova soluzione ai problemi istituzionali. Questa è una parte della riflessione di Courcelles del 68 e, come dice, poi si chiude completamente il circolo dell'azione egoistiana, da cercare di rendere terapeutico una situazione che terapeutica non potrà mai venire attraverso la comunità terapeutica, alla conclusione che comunque sia è sempre una istituzione repressiva in cui lo svilimento di potere fra paziente e medico è sempre presente. Quindi la situazione terapeutica può nascere solo quando c'è il superamento di questa istituzione. Poi Franco in altre situazioni dirà che tutte le istituzioni della società dovrebbero essere lontane da questo, non sarà mai possibile, questo dirà in altre situazioni, in altri momenti. Quindi direi che Trieste diventa la realizzazione di questo presupposto. A Trieste si realizza quello che a Gorizia è stato impedito di realizzare. Perché, come voi capite, difficilmente un assessore come Ermelino Persin potrebbe capire una cosa di questo genere. Infatti uno scandalo dell'ospedale, dicendo che l'ospedale non era basato su basi terapeutiche né su basi scientifiche, perché non poteva capire questa, autocritica nella situazione, perché il problema è sempre prima. Qualcuno diceva, pare il Presidente della provincia, che bisogna continuare a sperimentare, bisogna continuare a essere nella situazione. Certamente le cose di oggi sono diverse da quelle di ieri, la sperimentazione deve essere sempre continuata. Come sperimentazione cosa vuol dire? Vuol dire il verificare quello che noi facciamo tutti i giorni, cosa ci porta a tutti i giorni, chi sono gli attori di questa situazione, dove vanno gli attori di questa situazione, che cosa facciamo insieme in questa situazione per venirne fuori. Quindi è una situazione in continuo movimento, come in continuo movimento della società, e quindi le cose di ieri non sono uguali alle cose di oggi, ma il significato è lo stesso. Questo è il problema. E Trieste ha riprodotto la situazione nei giorni prossimi. Oggi, nei giorni prossimi, ci saranno anche tutti i colleghi di Trieste, dall'Hotel dell'Acqua a Carrino, all'Assunta Signorelli, cioè persone che parleranno della situazione di Trieste, che vi diranno come anche a Trieste non è tutto andato liscio, come anche lì ci sono stati contrasti e difficoltà. E vorrei dire, non c'è più il sindaco, mi dispiace, si è andato via, che non è vero che a Gorizia tutti erano contrari. Oggi abbiamo qui un sacco di persone che hanno vissuto la situazione di Gorizia, lo sanno perfettamente, e sono qui in sala anche oggi, dopo 30 anni, sono ancora qui in sala a sentirci. Ecco, come la situazione di Gorizia era in contrasto col potere costituito, con la provincia, e poi non con tutta, poi perché, ma la popolazione di Gorizia rispondeva o non rispondeva, no? In modo molto, molto composito. Non era che fossero contrari a tutti i favorevoli, prima tutti contrari a tutti i favorevoli, no, c'era una situazione di diversificata, in cui le persone con meno potere c'erano più vicine rispetto a quelle con più potere, no? E poi voglio dire una cosa, quando io nel 72 ho dato le dimissioni dopo 11 anni di questa esperienza, ecco, non è che l'amministrazione provinciale abbia tolto queste dimissioni con così. Sappiate che allora il segretario della Cristiana Fanfani mandò un telegramma, un fonogramma a tutti, perché si chiamano fonogrammi, a tutti i democristiani, dicendo che se non avessero votato le nostre missioni sarebbero stati mandati sotto i propri miri, no? Cioè sarebbe stato buttato fuori dal partito, insomma, un po', no? Contemporaneamente è stata trovata un'equipe padovana
che ci ha sostituito, e allora sono state accettate queste dimissioni con pochissimi voti di scarto. E non è che questa fosse una situazione di destra o di sinistra, visto che i liberali, ad esempio, hanno votato a nostro favore, in Messina. I democristiani metà erano a nostro favore e metà, se avessero potuto votare come volevano, noi saremmo stati ancora qua a continuare la situazione di Gorizia. Quindi voglio dire, è stata una situazione molto composta. Lo stesso sindaco, mi ricordo quando parlavo con lui allora, perché lo conoscevo da allora, e lui, c'erano contrasti fra me e lui su quello che era la situazione. Oggi ho sentito che ho detto, questo non l'ha detto solo io, me l'ha detto anche qualche mese fa quando l'ho incontrato personalmente, cioè che effettivamente lui pensava a questa situazione in modo diverso da quanto l'abbia vissuta oggi. Cioè, allora, questo dà l'idea di quale situazione contrastare. Pensate che il direttore di una rivista di Genova mi ha intervistato un anno fa, intitolando questa intervista sui 3 momenti rivoluzionari della psichiatria in Italia. E aveva individuato il primo momento rivoluzionario in Freud, il secondo nella farmacologia e il terzo proprio in Franco Basaglia. No, quindi come questa situazione che quando eravamo a Gorizia è stata nazionalmente conosciuta, è diventata internazionale, ad esempio a Trieste, è diventato un momento in cui verso Trieste si guarda dagli stati che vogliono una situazione psichiatrica diversa, ad esempio il Brasile, tanto per dire che quello fosse più avanzato oggi in questa situazione. E quindi qui Gorizia oggi fa un omaggio a Franco Basaglia, ed è facile farlo, perché Franco Basaglia è diventato un personaggio molto più conosciuto forse all'estero che in Italia, è diventato una persona che ha cambiato la cultura psichiatrica nel mondo, non solo in Italia. È una persona che è facile riconoscergli oggi in qualche cosa. A noi è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria di Gorizia, per esempio, no? Che ci ha fatto molto piacere, però è facile oggi dire queste cose. Il difficile cos'è? È continuare su questo piano. Il difficile è come si continua l'azione di Franco Basaglia oggi, qui, adesso. Questo è il problema. E nessuno ve lo può indicare, nessuno può essere, ognuno può dare la sua apporto in questa situazione, ma nessuno può indicare qual è la via da seguire. La via da seguire è quella di essere lì, sul campo, con le persone, ascoltarle, sentirle, cosa effettivamente vogliono dire. Franco disse una volta, io quello che ho fatto è stato dare una voce ai cornacchi, intendendo i cornacchi malati, no? Che prima non avevano voce e poi avevano difficoltà a farsi capire, no? È stato l'interprete di questa voce. Il problema è che oggi bisogna essere altrettanto, perché vedete, non è che, giustamente diceva il Presidente della provincia, questa cosa è una cosa data una volta per tutte, è una cosa che si deve conquistare di volta in volta. E allora non è il problema di dire io faccio qua, faccio Trieste, no, è quello di capire cosa Trieste ha voluto dire in questa situazione e come noi interpretiamo questa cosa. E questa è la parte più difficile di oggi, diciamo, no? Che era più difficile anche una volta, intendiamoci. Perché? Perché non c'è un trattato di psichiatria che possa dire cosa fare. È una ricerca quotidiana sul campo, costantemente nel rapporto con l'altro, insieme, nel coinvolgere tutto quello che riguarda il malato, la malattia, eccetera, insieme. E quindi è un percorso, diciamo, e quindi non una terapia, un percorso da mettere insieme e da percorrere con estrema difficoltà. Ecco perché molto spesso oggi quando si parla della situazione in Italia si parla delle carte di leopardo, che sono alcune situazioni in cui questo messaggio viene capito, viene interpretato, altri invece in cui si vuole ritrovare di nuovo la psichiatria, di nuovo la medicina, di nuovo la medicalizzazione, di nuovo la malattia, dimenticandosi ancora una volta il malato. Adesso chiedo agli ospiti appunto di andare in sala perché vedremo un pezzo storico rispetto all'esperienza di Gorizia ed è chiaro che le parole
finali di Casagrande ci trovano, non dico d'accordo, ma ci trovano insieme, perché è proprio importante, cioè, ciò che succede adesso nelle nostre pratiche, nei nostri servizi. E credo che però ciò che l'esperienza di Basaglia, che poi è continuata nel tempo, possa essere assolutamente ripresa, possa essere da stimolo continuo anche adesso per le pratiche nostre dei servizi attuali. E credo che l'esperienza di Trieste, almeno nella nostra regione, abbia significato parecchio e continua a significare parecchio nelle pratiche attuali di questa regione rispetto alla tematica della salute mentale. Se siamo pronti,
e quindi non c'è il tempo di analizzo. E almeno io per me posto alle luci si vede, se mi chiamano, no, si stende il problema. La mia comunità è già quando le cose non si stanno in quello che è Qui ci stanno per esempio dei medici i quali sanno che tutti i casi, per esempio, di malattie strane o malattie che presso la società vengono considerate tali, che vanno all'altezza di quei casi, vengono riportate sui testi con una specie di maschera davanti agli occhi, morto di French, mascherina davanti agli occhi, morto di Simon, mascherina davanti agli occhi. Questa ragione è tanto più grave e forte per noi che siamo purtroppo ancora considerati matti. Quindi da questo noi abbiamo soltanto a perdere. Silloin poikkeavuutensa sairaalaksi ja kun yhteiskunta hoitotarkoituksessa eristää toisen aamasta mielisairaalan muutokaaksi. Tässä hoitopaikassa sairaalan on opittava unohtamaan omat taipumuksensa ja omat toiveensa. Parte della giornata con questa tavola rotonda a cui partecipano dei colleghi che ci potranno sicuramente dire delle cose particolarmente interessanti. Cominciamo questa tavola rotonda avendo negli occhi e nelle orecchie questo bellissimo film. Ci sarebbe da dire molto, poi i partecipanti potranno commentarlo, direi commovente, lucido, e mi colpiva la consapevolezza con cui queste persone ricoverate riuscivano a discutere di loro, ragionare, esprimere i loro pensieri, dibattere come in un'assemblea tra persone, appunto. Io mi prendo solo qualche minuto per dire alcune cose, per introdurre, lasciando più spazi possibili a tutti i relatori che sono, intanto li presento: Luciano
Martino, psichiatra, collaboratore di Franco Basaglia, poi ha occupato diversi incarichi nell'ambito della salute mentale, della psichiatria, dei servizi sanitari, ha collaborato con l'OMS, con l'ONU, tutte cose molto importanti nella cooperazione internazionale. Per Paolo Mazzuia, direttore del centro di salute mentale Aggiuntino, psichiatra, Roberto Mezzina, psichiatra di Trieste, direttore del centro di salute mentale di Barcola, Mario Novello, un altro psichiatra che ha lavorato con Franco Basaglia a Trieste, e attuale direttore del Dipartimento di salute mentale di Udine, Franco Rotelli, collaboratore braccio destro di Franco Basaglia, direttore del Dipartimento di Trieste, direttore dell'azienda sanitaria, oggi impegnato con Copersan nella cooperazione internazionale. Ernesto Venturini, uno psichiatra che ha lavorato a Gorizia, che è stato poi direttore del Dipartimento di salute mentale di Imola, e anche lui è attualmente impegnato nella cooperazione internazionale. Sono tutti colleghi che hanno fatto molte più cose di quanto io non abbia detto, non volevo soltanto nominarli. Poche riflessioni, qualche spunto così per introdurre questa tavola rotonda e appunto dare più spazio possibile ai colleghi, per dire dell'importanza dell'irradiamento culturale, dell'innervamento nella società del pensiero e delle pratiche di Franco Basaglia. È già stato detto da qualcuno, ma certamente faremmo torto a Franco Basaglia se volgessimo lo sguardo solo al passato, se non avessimo anche attenzione per il presente e se non avessimo uno sguardo attento al futuro. Franco Basaglia non si lascia sicuramente imbrigliare nelle celebrazioni, la forza del suo pensiero, l'energia delle sue azioni sono state tali che non si piegano alle commemorazioni, non si lasciano iscrivere in un passato e di cogente attualità, e questo chiederò che sia anche detto dai relatori. E allora ricordare che non è certamente commemorare l'uomo, commemorare la ricorrenza di una data, assume veramente il senso di interrogarsi per capire e comprendere se e quali passi avanti ha fatto quella cultura nuova, diversa, fatta di competenze e responsabilità, che a Gorizia, proprio nei luoghi che abbiamo visto nel filmato, in quegli anni, portava finalmente luce in un mondo buio, cupo, di violenza, di privazione, di sofferenza e di sopruso, dove fino ad allora stava rinchiusa la follia, ma anche dobbiamo chiederci se e quali passi indietro potrebbero fare, se e quali rischi corrono quelle pratiche e quella cultura. Di Basaglia si parlerà molto, adesso ne parleranno sicuramente i partecipanti alla tavola rotonda, si parlerà molto domani, si approfondiranno gli aspetti del suo pensiero. Vorrei solo dire qualcosa su Gorizia. È già stato detto in precedenza, ma una riflessione me la prendo. Gorizia sicuramente una storia difficile è quella tra Franco Basaglia, i medici della sua equipe e la città. Ce lo ha detto con molta commozione, con molta intensità Alberta Basaglia, ci ha fatto sentire quanto anche nella vita dell'uomo, nella vita di questa famiglia, questa storia, questa città ha pesato. Però qui è stato l'inizio di una impresa che ha poi trovato piena realizzazione a Trieste, dove per la prima volta questa utopia della comunità possibile si è imperata. E dunque credo che non molto tempo fa sia stato fatto un convegno a Trieste che diceva che Gorizia e Trieste è laboratorio di cambiamento, credo qualcosa di simile. Ma è una storia che quella della città di Gorizia indissolubilmente legata a Trieste, un filo difficile. Io credo che non molti anni fa un convegno come quello che stiamo facendo ora, pacato, capace di riflettere, capace di dialogare tra colleghi del passato ma del presente, del futuro, un filo che si riannova
anche attualmente nella riorganizzazione dei servizi tra Gorizia e Trieste, credo che qualche tempo fa non sarebbe stato possibile. D'altronde l'amico Casagrande lo ha detto oggi, lo aveva detto anche in precedenza di una conferenza a Gorizia, Trieste certo, però vi ricordo che disse se non ci fosse stata Gorizia non ci sarebbe stata Trieste. E quindi qualcosa di Gorizia va detto anche nel senso che il professor Gabassi adesso non c'è, ma qualche giorno fa, parlando con lui, disse ma secondo me una qualità di Gorizia è di essere gentile, lanciava questo slogan, Gorizia città gentile, qualcuno dice accogliente, vivibile, digitale, non si è detto nei giornali questi giorni come slogan della città. Certamente una città accogliente, certamente una città tollerante, una città forse velatamente melanconica, come si dice a chi vive un po' nel sogno dell'impero austro-ungarico, città di cultura mitteleuropea, in parte crogiolo di popoli, di genti, ma anche una città profondamente segnata da due conflitti mondiali, una città che ha portato fino a poco tempo fa delle ferite profonde che adesso forse in parte sono superate, ma che sicuramente hanno pesato nelle scelte politiche, nella vita della città, in modo particolare in quegli anni in cui Franco Basaglia lavorava a Gorizia. Di questo forse bisognerebbe tener conto. Il sindaco Romoli oggi lo ha detto, ha ripetuto ciò che aveva detto in luglio, quando abbiamo fatto vedere la fiction, e disse abbiamo sbagliato, non abbiamo capito. È vero, abbiamo sbagliato, non abbiamo capito. Però bisogna anche avere coraggio di dire tutta la verità e quindi di ricordare anche gli aspetti dolorosi, se vogliamo veramente riuscire a superarli. Allora io mi prendo qualche minuto per leggervi una cosa. Era scritta su una carta ingiallita, battuta con la Olivetti 22, ha un'intestazione, ospedale psichiatrico provinciale Gorizia, e dice, farò degli errori perché ci sono anche degli errori di partitura che la rendono ancora più bella forse. Cari amici, dopo 11 anni di lavoro, oggi lasciamo l'ospedale e sapete con quale animo, dato che è anche il vostro. È inutile parlare ancora con voi del significato di questa nostra ultima presa di posizione. La conoscete perfettamente perché è nata dalle vostre stesse esigenze alle quali non era più in nostra competenza rispondere. Si doveva in qualche modo rendere chiaro all'opinione pubblica, direttamente interessata a questi problemi, quale era il punto cui si poteva arrivare in una istituzione trasformata e quali erano gli ostacoli contro cui si scontrava ogni sua eccessiva evoluzione, in modo che fossero chiare le responsabilità e le competenze. L'ospedale psichiatrico di Gorizia ha dato in questi anni un'indicazione pratica che è stata fondamentale sul modo in cui si possono affrontare i problemi dell'uomo malato e delle sue sofferenze. Tutti insieme abbiamo fatto fronte a fatiche, incomprensioni, lotte, ma siamo riusciti fino ad ora a portare avanti un'azione pratica che ha avuto in questi anni un valore dimostrativo tale da far rinascere in molti la speranza della possibilità di un rapporto diverso tra gli uomini. Nella provincia di Gorizia e ben oltre i suoi confini è ora il cittadino, il potenziale malato, il potenziale utente del servizio sanitario che parla e discute dell'ospedale aperto, dell'ospedale chiuso, della necessità di una riforma sanitaria che risponda ai bisogni dei malati. Ciò significa che il cittadino si è impadronito attraverso un'azione pratica dimostrativa e la sua divulgazione, attuata con tutti i mezzi a disposizione, del suo problema, della sua malattia, della sua cura. Quest'ultimo gesto, che porta al nostro allontanamento dall'ospedale, non è che la coerente dimostrazione pratica del rifiuto di accettare i limiti che ci vengono imposti dall'esterno e che interferiscono nel nostro lavoro, distruggendolo e deteriorandolo attraverso la tecnica dei tempi lunghi, del rimandare a domani quello che si può fare oggi. In queste condizioni, noi stessi, alle vostre legittime domande, quando vado a casa,
Dovremmo rispondere alle menzogne dei vecchi manicomiali che rispondevano domani, sapendo bene che quel domani non esisteva nel vostro calendario. Quello che ci unisce anche in questo atto di rifiuto responsabile di una complicità che noi non possiamo sostenere nei vostri confronti è quello che abbiamo fatto assieme a voi degenti, infermieri, assistenti sociali e a tutti i medici che ci hanno preceduto. Forse il significato più profondo di quanto è accaduto nell'ospedale psichiatrico di Gorizia è che ciò che è avvenuto è veramente il risultato di uno sforzo, di un lavoro di responsabilizzazione e di autocontrollo di tutti i membri dell'istituzione che risultano tutti insieme gli autori dell'opera di capovolgimento pratico attuata. Quando uno di voi ha detto che la trasformazione in atto nel nostro ospedale non era opera dei medici, ma che i medici avevano messo le chiavi nella toppa e i malati avevano poi girato per riaprire la porta, aveva dimostrato di aver capito quello che altri organi responsabili non hanno ancora compreso. L'ospedale psichiatrico di Gorizia, per la sua storia e per essere diventato un punto di riferimento nell'evoluzione della psichiatria italiana, aveva la responsabilità di denunciare quali e di quale natura fossero gli ostacoli che impedivano il procedere della sua evoluzione. Non è stato un gioco irresponsabile fatto alle vostre spalle. Noi siamo perfettamente consapevoli del grado di maturità e di responsabilità a cui è arrivato attualmente l'intero ospedale. Abbiamo fatto una lotta assieme e in molte circostanze abbiamo vinto e siamo riusciti a dimostrare qualche cosa di molto importante. Se noi ci lasciamo ora, questa non è una sconfitta nostra né vostra, è un'altra tappa della nostra lotta che dobbiamo continuare assieme anche se separati. I nuovi medici che ci sostituiranno forse non sapranno e non capiranno subito che cosa siamo stati l'uno per l'altro. Non sapranno e non capiranno subito che cosa significhi costruire o tentare di costruire insieme la propria liberazione. Non sapranno e non capiranno subito che cosa volevamo ancora fare assieme e ci è stato impedito di fare. Ma adesso sta in voi dimostrare tutto questo. L'ospedale non potrà mutare perché siete voi a determinare l'andamento e il ritmo della vita. Le parti si sono ormai capovolte. Sarete a voi a dimostrare ai nuovi medici le esigenze a cui devono adeguarsi. Sarete voi a curare e sedare la loro ansia perché il loro compito non è facile, meno facile del vostro, dato che ormai voi sapete di che cosa avete bisogno. Sarete voi a far capire loro che cosa è stato il nostro lavoro di questi anni ed a testimoniare come si fa a responsabilizzarsi quando si è irresponsabili. Per questo, nel lasciarvi, siamo sereni anche se addolorati, perché sappiamo che quello che abbiamo fatto insieme è vostro e nessuno potrà distruggerlo. Non solo, ma perché abbiamo la certezza che tutti voi, decenti e infermieri, siate in grado di continuare la vostra e nostra battaglia sapendo che noi saremo altrove, ma sempre lontano per le stesse cose, cioè a difesa di tutti gli uomini e non di noi stessi soltanto. Domenico Casagrande, Pierluigi Crosi, Nicoletta Goldschmidt, Bruno Norcio, Vincenzo Pastore, Renato Piccione, Paolo Serra, Ernesto Venturini, Franco Basaglia, Franca Basaglia Ongaro, Giovanni Gervis, Letizia Gervis Comba, Vieri Marzi, Agostino Pirella, Lucio Schiter, Antonio Slavic. Mi pareva giusto leggere questa lettera che mi pare particolarmente importante in questo momento. Dopo questa lettera, dopo questi momenti, Gorizia visse una grande rimozione, una grande negazione della storia, una rimozione che è durata per anni e che ha riguardato tutti gli aspetti di questa vicenda. Solo dopo molti anni si è riusciti a nominare il parco dell'ex ospedale Parco Franco Basaglia e solo qualche anno fa c'è stata ci ha data la cittadinanza onoraria all'equipe. Però diciamo che solo da poco Gorizia sta trovando l'orgoglio di aver ospitato questa esperienza e la necessità di riprendere all'interno della propria storia. Noi facciamo della pratica, prima della pratica e poi della teoria, ha detto Franco Basaglia. E prendo ancora qualche minuto per leggervi da questo splendido libro di Franco Rotelli che si chiama Per la normalità.
un passo che spiega che cosa vuol dire ciò. Ha detto: noi facciamo della pratica prima della pratica e poi della teoria. Chi era cieco, e sono stati molti, dice Franco Rotelli, ha cercato di leggere nell'insistenza con cui continuava a rifiutare la teorizzazione della propria esperienza, nella versione con cui guardava ad ogni cultura che potesse frapporsi come schermo alla sofferenza degli esclusi, la rivelazione di un fondamentale irrazionalismo, di un pragmatismo con cui si credeva di spiegare le apparenti incertezze della sua condotta politica. Stava in realtà in quell'atteggiamento pratico che sospendeva il giudizio e rinviava il valore della cultura e della scienza al tribunale del mondo della vita, il più caratteristico legato di quella che era l'esperienza filosofica formativa di Basaglia, la fenomenologia di Husserl. Più avanti ancora, e con questo approccio concettuale che nel 1961 lo psichiatra intellettuale, Rotelli parla di Basaglia, l'accademico assume la direzione di Gorizia. Anche anni dopo scriveva: una istituzione che intende essere terapeutica deve diventare una comunità che si fondi sulla interazione pre-riflessiva di tutti i suoi membri, dove il rapporto non sia rapporto oggettivante del Signore con il servo o di chi dà con chi riceve, dove il malato non sia l'ultimo gradino di una gerarchia fondata sui valori stabiliti una volta per tutte e per più forte, dove tutti i membri della comunità possano, attraverso la contestazione reciproca e la dialettizzazione delle reciproche posizioni, ricostruire il proprio corpo. Dice ancora Rotelli: quando assume la direzione di Gorizia nell'incontro con la realtà fattuale del manicomio, Basaglia accetta il rischio, si misura sull'incontro, non potrà più essere intellettuale separato. La malattia da prima messa tra parentesi si rivela attraverso la trasformazione del manicomio, il processo del praticamente vero, per quel che era: etichettamento, razionalizzazione, appropriazione istituzionale di una sofferenza ben altrimenti prodotta nella storia materiale, istituzionale, sociale e interpersonale del soggetto. La trasformazione della sofferenza psichica in malattia pone l'esigenza di una critica pratica di questo stravolgimento e di una lotta serrata contro gli apparati pseudoscientifici, culturali, istituzionali, economici che tale stravolgimento operano istituzionalizzando la sofferenza ad altri fini. Pratica e pensiero, dunque, enunciati e pratiche sempre strettamente interconnesse. Sembra una banalità, sembra una cosa scontata in questo momento in cui è difficile non dirsi basaliani, eppure non è poi così scontato, visto che è nato anche un movimento che si chiama Forum Salute Mentale per lottare contro la dissociazione tra gli enunciati e le pratiche. Certo che bisogna guardare anche al futuro, bisogna guardare anche a ciò che accade, a ciò che ci preoccupa possa accadere. Bisogna ricordarsi che non basta buttare giù i muri, ma bisogna anche ripetere quotidianamente quel processo di deistituzionalizzazione continua, vera, che si declina in ogni atto, in ogni momento del nostro agire, del nostro operare, del nostro stare assieme alle persone malate. C'è da chiedersi forse anche di un altro oggetto, un ultimo spunto ai nostri relatori, su quello che è la legge 180, sulla sua forza, sulla sua attualità, una legge che appena 2 anni dopo la sua promulgazione già veniva dichiarata come inattuabile e che invece nella nostra regione, grazie a chi governava i servizi, grazie anche agli amministratori, dei politici lungimiranti, è stata applicata dando vita ad un sistema forse unico di regione. Qualche giorno fa, discutendo con l'amico Asquini, faceva, anzi all'apertura del centro di salute mentale di Tolmezzo, Asquini faceva notare che alla fine degli anni 60 c'erano 2500 posti letto in ospedali psichiatrici nella nostra regione, rispetto a meno di 40 posti letto negli OPG nella nostra regione. Questo significa che la nostra regione è riuscita a creare un sistema di servizi territoriali forte, radicato, capace di dare risposte articolate in maniera eccezionale.
un sistema territoriale forte che vogliamo proteggere, che vogliamo sostenere, che vogliamo sviluppare ancora di più, che rende questa regione una regione che ha un numero di trattamenti sanitari ridottissimo, che ha probabilmente il minor numero di persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici, negli OPG, scusate, una regione che può definirsi assolutamente non restraint, cioè una regione dotata di servizi dove non si legano le persone, non si contengono, non si isolano, e questo è veramente un qualcosa, un elemento, una condizione che ci fa riflettere se sia poi così necessaria, lo interrogo i relatori, immaginare cambiamenti a questa legge, se sia poi opportuna e necessaria una 181 come in qualche parte d'Italia si va favoreggiando come una condizione necessaria per lo sviluppo dei nostri servizi. C'è qualcosa da cambiare guardando al futuro? Personalmente non credo. Qualche mese fa a Trieste, a un convegno, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Shekhar Saxena, ha detto, riflettendo sull'organizzazione dei nostri servizi di salute mentale territoriali, che questi devono rappresentare il futuro, questi sono l'organizzazione a cui tutto il mondo guarda e anela ad avere. Ci sarebbe da dire altre cose, gli OPG, gli anziani legati nelle case di riposo, tutte le persone, ancora milioni di persone ricoverate all'interno dei manicomi nel mondo, però gli spunti sono molti e io credo di aver detto abbastanza. Mi modero e lascio subito invece la parola ai nostri relatori e mi permetto, pur pensando di seguire un ordine che poteva essere quello alfabetico, però lasciatemi dare la parola all'amico Franco Ortelli. Non riesco a scegliere di che cosa parlare. Credo che ci sia una cosa da capire. Quando parliamo di questa storia, parliamo di migliaia di storie. Quando parliamo di questa storia parliamo di una infinità di livelli di questione e di un'infinità di questioni che si accavallano, si intersecano, si sovrappongono e che molti di noi hanno cercato di non semplificare troppo in tutti questi anni. Credo che se qualcosa abbiamo imparato dalla persona che oggi si festeggia, e se qualcosa abbiamo tentato di trasmettere ad altri, è probabilmente questa storia che si deve cercare di non semplificare, si deve cercare di non etichettare, si deve cercare di tenere aperto la molteplicità delle questioni e la questione della molteplicità dei livelli della vita che facciamo. C'è un tema delle istituzioni, c'è un tema delle leggi, c'è un tema dell'organizzazione dei servizi sanitari pubblici, c'è un tema del welfare che vogliamo, c'è un tema dei diritti che pretendiamo, c'è un tema dell'esclusione che possiamo vivere tutti, ma che alcuni vivono più drammaticamente di altri, c'è il tema dei rapporti interpersonali, c'è il tema dei grandi rapporti istituzionali, politici,
di una grande comunità, c'è il tema della voglia del cambiamento e del disorientamento del cambiamento, c'è il tema del rischio sulla propria pelle e c'è il tema della razionalizzazione del rischio per poter andare avanti in una riforma che ha bisogno anche di nuove regole, di nuove istituzioni per impararsi. E c'è il tema di sapere che queste nuove istituzioni non rispondono ancora ai bisogni delle persone, ma che quando sono costruite con intelligenza, quando sono costruite mettendoci parte di noi, possono avvicinarsi in qualche modo a rispondere a qualche bisogno. C'è il tema di immaginarsi una comunità possibile in tutta la nostra regione, in tutte le nostre città, e c'è il tema delle microcomunità che non stanno più in piedi, delle famiglie che si spezzano e così della dissociazione che ciascuno di noi vive ogni giorno tra la ricerca di una solidarietà, dell'appartenenza a un qualche cosa che vada molto al di là di se stesso e il continuo rifiuto che una società organizzata per vocazioni mercantili oppone a questa voglia di stare insieme, a questa voglia di parlarsi, a questa voglia di scambiarsi, a questa voglia di essere pari. C'è il tema di una disparità assoluta che abbiamo incontrato ovviamente negli istituti che abbiamo frequentato, c'è il tema delle disparità assolute che tuttora esistono rispetto a residuati tremendi come gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia, c'è il tema di come immaginare che una battaglia parzialmente vinta nell'ambito della psichiatria possa continuare a invadere le altre situazioni totali, le case di riposo, per gli anziani, le prigioni. C'è il tema di come ci possiamo immaginare di movimentare giovani e altri attorno a queste questioni in tempi in cui è difficile parlare della collettività, è difficile parlare del bene comune, è difficile parlare, o è stato difficile parlare del bene comune. Forse da qualche tempo qualche schiarita la vediamo, però noi abbiamo dovuto vivere alcuni decenni in cui di schiarite ne abbiamo viste poche. In questi decenni probabilmente non siamo stati adeguati alla missione che avevamo, ma abbiamo avuto la nostra parziale scusante il fatto che non siamo stati molto aiutati dai tempi in questi ultimi decenni. La nostra parziale scusante è il fatto che ciò nonostante siamo riusciti, io credo, a inverare le istituzioni, a inventare le istituzioni che tenessero la dimostrazione che quel pensiero, che quell'apertura, che quelle possibilità avevano un fondamento di realtà, erano sì utopie, ma che potevano praticare molti pezzi di se stesso nel concreto delle cose. Certamente molte cose erano e sono in gioco dentro questi discorsi che travalicano ampiamente ciò che siamo riusciti a fare. Certamente molte cose potranno essere rivisitate, soprattutto per quel che riguarda la questione dei rapporti tra le persone, perché per ciò che concerne il rapporto con gli istituti e con le istituzioni, molte cose sono state fatte molto importanti, soprattutto in questa regione. Allora io credo che non si tratti certamente di commemorare niente, né di commemorare Gorizia, che è stata la culla di questo movimento, né di commemorare Trieste, che ha cercato di tradurre in termini concreti, operativi, di amministrare il cambiamento, né di commemorare un movimento. Si tratta di drammaticamente interrogarci sulle condizioni di persistenza della totalità delle istituzioni, di
interrogati sulla drammaticità delle condizioni di vita, di fasce sempre più larghe di popolazione, su cui una violenza sempre più grande si estende in questo periodo che ormai viviamo da anni, di guerra dei forti contro i deboli piuttosto che di guerra dei deboli contro i forti. Noi siamo lì in mezzo a questa cosa, cercando di dare un segno di civiltà delle istituzioni pubbliche. Abbiamo cercato di estendere quello che abbiamo imparato dentro i manicomi, abbiamo cercato di estenderli, qualcuno di noi in una cooperazione internazionale larga, qualcun altro di noi nei sistemi sanitari più vasti al di là della psichiatria, cercando di immaginare che la democratizzazione dei servizi passasse attraverso il coinvolgimento della gente, passasse attraverso il riconoscimento di diritti che si invelavano nella costruzione di istituzioni territoriali, sanitarie, che andavano ben oltre la cultura salute mentale e che andavano dentro il tessuto della malattia in tutti i sensi, di tutte le malattie, di tutte le cronicità, di tutte le sofferenze di lungo periodo. Anche in questa regione abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Anche in questo io credo che abbiamo costruito delle esperienze che potranno ancora allargarsi e diventare vaste, diventare terreni in cui la comunità si confronta con la propria democrazia si confronta con una medicina che si fa comunità, una medicina che riesce a misurarsi nelle case, a misurarsi nei condomini, a misurarsi nei quartieri, a misurarsi nella vicinanza, nella prossimità e non soltanto a misurarsi dentro le cattedrali ospedaliere, dentro le cattedrali separate. Questa riconduzione di una medicina dentro la democrazia, di un processo di sistemi sanitari dentro il tessuto democratico, a imperare, a crescere dentro il tessuto democratico, è la sfida che è ancora vitale, viva, possibile in questa regione, anche se forse molto violente, molto cattive. Hanno cercato in questi anni di bloccare questi processi, di ignorare questi processi, di travisare, soprattutto di travisare intenzioni e processi. I travisamenti che credo Franco Basaglia abbia vissuto sulla sua pelle per tanti anni, quei travisamenti per cui a un certo punto si dovette andare via da Gorizia, per chi stava qua, quei travisamenti che continuano a attraversare un'esperienza che invece dovrebbe essere di tutti, un'esperienza che è di nobiltà della democrazia, di democrazia della nobiltà, passando attraverso istituzioni come quelle sanitarie che il bene comune sono uno dei beni principali di una comunità, di una collettività, e su cui si dovrebbe scommettere ancora in avanti, molto in avanti, su delle possibilità, su delle chance, su delle ricchezze di relazioni che attraverso la medicina, attraverso la sanità, attraverso i servizi sanitari e sociali, ricchezza di relazioni che può essere determinata e può essere determinante per la vita di una comunità. Dalla piccola comunità del manicomio di Gorizia alla grande comunità della collettività regionale, alle grandi comunità delle città in cui viviamo, alla vivacità delle città in cui possiamo, attraverso i servizi, attraverso le istituzioni, portare questa rete, di ricchezza di relazioni, di inclusione. Erano gli anni dell'esclusione, noi viviamo oggi gli anni in cui ci si dice includete, forse ci si dice e poi lo si nega, ma ci si dice. Possiamo raccogliere questa sfida, dobbiamo raccoglierla con più forza, tutti insieme, perché l'inclusione e la coesione sono in fondo tutto ciò che da questo manicomio si è detto e parlato. Io penso che abbiamo, molti di noi hanno esperienza di tutto ciò, per cui sappiamo quanto valore c'è in queste questioni
quanta difficoltà c'è a portare avanti quanto sia stato fatto e quanto ci sia da fare. Credo che è un patrimonio che continuerà a navigare, al di là degli individui, al di là di chi viene e che se ne va, e credo che in qualche modo qualcosa è stato fatto in questa regione, in questi 50 anni, e credo che in qualche modo, credo che Franco Basaglia possa anche così dirci che non siamo stati tanto al di sotto delle aspettative. Grazie. Grazie Franco Rotelli, stupendo come sempre. Ernesto Venturini mi chiede di parlare e io gli do la parola. Buonasera. Io per il momento non faccio il mio intervento, poi mi dirà Franco Perazzi se vuole che lo faccia. Non mi tengo, sono turbato dalla notizia che ho avuto qualche minuto fa, cioè del fatto che faccio un intervento che non so se Rotelli è d'accordo o gli altri. Sono turbato dal fatto di aver saputo che Franco Rotelli è stato condannato a una somma esosa, incredibilmente esosa, dalla Corte dei Conti per un problema assolutamente assurdo che è legato a un problema di gestione che veramente non avrebbe nessun motivo per sostenersi. Naturalmente, diciamo che abbiamo ampia fiducia nella legge, che ci sarà un ricorso che risolverà questa questione. Non voglio entrare nel merito di questo evento che naturalmente mi turba, che va forse nel senso dei travisamenti di cui si parlava prima, però mi sembra che in questa società di prevalenza dell'economia, dei conti, alcune cose vanno dette. Innanzitutto io credo che poche persone come Franco Rotelli hanno dato proprio una risposta sul problema di quello che significhi una gestione intelligente e attenta sul problema proprio dei conti delle spese. Io credo che i soldi fatti risparmiare da Franco Rotelli in questi anni alle società, che sono diventati automaticamente situazioni di libertà concreta per le persone, perché questa capacità indubbia di coerenza e di intelligenza nel portare avanti le cose ha significato libertà e possibilità di emancipazione e di salute per altre persone. Allora, io non lo so, però voglio portare questa testimonianza, come credo a tutti, che noi abbiamo un debito verso persone come Franco Rotelli, e lui ha, piuttosto un credito piuttosto che un debito. Quindi, tralasciando la situazione specifica su cui è difficile entrare, che credo sicuramente si risolverà, ma in questo momento di difficoltà credo che noi dobbiamo riconoscere il debito che dobbiamo a persone come Franco Rotelli, e quindi questo io volevo dire, mi sembra che vada detto, se no i discorsi che facciamo così Grazie Ernesto, credo che porti il pensiero della maggior parte, se non di tutta la nostra sala. Adesso riprendiamo un po' con l'ordine che ci eravamo detti, darei la parola a Luciano Carrino.
Grazie. Devo dire che è difficile intervenire dopo questo bellissimo intervento di Franco e poi anche con la situazione di nuovo in battaglia, come sempre in battaglia. Non è la prima volta che abbiamo a che fare, purtroppo, con delle regole che non sempre sono usate in modo adesso non so in questo caso già Ernesto ha parlato, ma io ricordo che tutta la nostra esperienza a Trieste è stata basata scandita da rapporti con le regole, con la magistratura, con la polizia. Sempre stavamo lì. E Franco, una cosa che non è stata detta, ha passato una buona parte del suo tempo a occuparsi di magistrati, di incriminazioni, di un'interpretazione che non era necessariamente una visione politica, era il manicomio sociale che funzionava contro quello che noi rappresentavamo. Io mi ricordo che io personalmente ho avuto ben 8 incriminazioni insieme con Franco Basaglia. Tutte erano talmente assurde. La prima figurata che era che fui accusato di aver, siccome avevo fatto il primo reparto misto dell'ospedale, c'erano insieme pazienti ricoverati e ricoverati in un unico reparto e naturalmente lo scandalo montava tra gli infermieri tradizionali che ancora non avevano scelte in favore della nuova gestione, e fui accusato, chiamato dal magistrato per dire come mai avevo messo al centro del tavolo del reparto una coppa con la pillola anticoncezionale in modo tale che le donne si potessero servire di questa pillola anticoncezionale. Naturalmente immaginate la follia e l'assurdità di questo tipo di accuse, ma erano cose che si facevano all'epoca. Io naturalmente, essendo passato per queste esperienze, non posso che augurare a Franco di uscire senza pillola da questa storia. Ora vorrei riprendere un po' il filo del nostro discorso su Franco Basaglia, a partire da un ricordo che ha menzionato Nico Casagrande. Lui ha parlato di questo incontro con Scevelli, che è stato un incontro storico. Perché ne voglio parlare? Per due ragioni. Primo, perché è stata l'occasione che mi ha fatto incontrare Franco Basaglia, e secondo, per il significato che ha, e che è un significato attuale. Io a quell'epoca vivevo in Francia, ero già inserito nel movimento, era appunto negli anni del 68, il movimento di contestazione della vecchia psichiatria. C'erano molti giovani, di cui oggi un po' meno giovani vedo qui una buona rappresentanza di quell'epoca, di cui alcuni forse erano anche a Courchevel. Ed era un congresso nel quale i psicanalisti, alcuni psichiatri che lavoravano per il superamento delle istituzioni in Francia, altri del movimento della psicoterapia istituzionale italiana, e poi c'era questo strano signore che veniva da Gorizia, anzi veniva dopo aver chiuso la sua esperienza di Gorizia. Io lì ero un giovane squattrinato, psichiatra che lavorava all'Università di Lione, non c'era una lira, e facevo il traduttore. Traducevo dall'italiano al francese, visto che era un colloquio italo-francese. Ascoltavo, traducevo. A un certo punto cominciai a sentire gli interventi di Franco Basaglia e mi entusiasmai nella traduzione, ma facevo una traduzione particolarmente attiva, particolarmente articolata, ci riaggiungevo qualcosa, e poi quando intervenivano gli altri era talmente stupido quello che sentivo che tagliavo, facevo una traduzione sintetizzata, e quando mi domandavano: scusa, ma stai traducendo o stai facendo tu il convegno? E io dico: no, io sto dicendo l'essenziale di Massimo Serralini. Non fui pagato per quella traduzione, ma almeno feci amicizia con Franco Basaglia. Perché era una cosa importante? Perché in quel mondo si ritrovavano della gente di cui Franco Basaglia esprimeva una punta avanzata di qualcosa che non era solo dentro di sé,
era dentro tanta gente a quell'epoca. Questo vorrei metterlo in evidenza. Franco Basaglia ha avuto tanti meriti, tante capacità, ma ha avuto anche questa capacità di interpretare in modo coerente, con una forma di radicalità personale, quello che era una possibilità culturale dell'epoca, che esisteva in Francia, che esisteva in Germania, che esisteva in Finlandia, come avete visto, che esisteva un po' dappertutto. Questo era un movimento. E direi che da questo punto di vista non dobbiamo dimenticare la relazione che c'è sempre fra chi osa fare delle cose avanzate e ciò che lo circonda. Noi l'abbiamo fatto in un'epoca in cui siamo riusciti ad avere prima a vincere molte resistenze, poi anche ad avere molti alleati e poi ad avere anche un disinteresse, quelle cose che ha evocato Franco, e abbiamo dovuto faticare a lungo per lottare, per mantenere aperte queste porte di civiltà che ci erano costate tanto. Ma noi ci dobbiamo meravigliare. Il 68, questi anni io li considero l'inizio di una nuova esperienza, l'emergenza di questa prepotente presenza dell'idea del diritto, dell'uguaglianza dei diritti, dell'uguaglianza delle identità delle persone, che invade un po' tutti i campi e che fa progressivamente dei passi con degli alti e dei bassi, purtroppo parecchi bassi, ma anche con un andamento che lascia pensare che non sarà facile a distruggere, a ammanzire, neutralizzare questa potente stimolo, questo potente stimolo che ci viene dato dall'emergenza, dalla sensibilità ai diritti. Quando una delle caratteristiche di Franco Basaglia era quella di richiamarci continuamente alla pratica, lo ha letto anche il moderatore, lo ha ricordato Franco Rotelli. La pratica era una sorta di richiamo costante, ma pratica voleva dire non vi fermate a quelle bubole, all'ideologia, a quello che si viene venduto come copertura di cose che parlano da sole, che quindi... ma non era qualunque pratica. Noi siamo abituati a dire la pratica, ma quella è una pratica ben precisa e caratterizzata da una ricerca di coerenza nei confronti del rispetto dei diritti dell'altro e del rispetto della dignità dell'altro, quindi non una pratica. Era questa pratica che aveva delle difficoltà enormi a essere poi realizzata, perché una cosa è dire io faccio la pratica, anche quella di reprimere il paziente, no, per noi la pratica era la pratica di ricerca coerente nei confronti del rispetto di un diritto, del rispetto di una dignità e di non copertura delle parole che servivano ad ammanzire, a dimenticare, a coprire una realtà che invece doveva essere contraddittoria. Ora, questo tipo di tensione per una pratica rispettosa dei diritti, cioè è molto animata da un valore etico, da un valore politico, diceva anche Franco Basaglia, ma direi soprattutto etico, cioè dire io sospetto che dietro quello che mi viene venduto dalla società come sapere, come regole, come cose che vanno da sé, come consuetudini, ebbene ci sia dietro una pratica che io non posso accettare, cioè una pratica di esclusione, una pratica che non rispetta i diritti, come era evidente nel manicomio. Ebbene, questa attenzione ha prodotto dei fatti straordinariamente importanti. Noi certamente non abbiamo voluto, per le ragioni anti-ideologiche di Franco Basaglia sacrosante, ma non abbiamo forse né voluto né saputo accumulare il nostro sapere. Non abbiamo voluto scrivere. Quando abbiamo scritto abbiamo parlato di cose concrete, di esperienze, di contraddizioni. Abbiamo scritto, ma non abbiamo fatto come gli accademici, non abbiamo costruito un sapere alternativo alla psichiatria tradizionale, abbiamo solo stimolato continui pensieri critici nei confronti. Ebbene, però noi un saper fare sì che l'abbiamo costruito. Noi non è che non abbiamo costruito ideologie, no, ma un saper fare molto rigoroso, che tra di noi ha sempre circolato in modo molto preciso, sì che l'abbiamo fatto,
Noi abbiamo saputo scegliere tra una buona e una cattiva pratica, scegliere fra un rispetto formale del paziente o un rispetto sostanziale o un'alleanza con il paziente. Tutto questo noi l'abbiamo saputo fare e l'abbiamo saputo fare in modo mostrando come succede sempre nell'evoluzione delle civiltà e delle culture, che il saper fare della gente e il saper fare anche della scienza precede il saperlo dire. Ecco, io a questo rivendico il nostro saper fare come un elemento che ci fa crescere e anche costruire un altro tipo di sapere che oggi certamente la miseria della psichiatria attuale, la psichiatria diciamo formale, accademica, mostra ancora che è rimasta a quell'epoca, mentre noi abbiamo aperto delle forme di ricerca e di cose che funzionano. E la prima dimostrazione fu la nostra capacità, attraverso la sensibilità al diritto, attraverso questo nostro saper fare guidato dall'etica, che effettivamente quei pazienti, visti come parlavano, si riabilitavano, li trovavano nudi nei reparti, e quelli poi attraverso questa sensibilità, questa ricerca della nostra relazione personale, di essere il più onesti possibile con loro e con noi stessi, ebbene, questa cosa produceva riabilitazione, produceva miglioramento, produceva capacità di relazioni umane, produceva tutto quello che la psichiatria tradizionale non sapeva fare. Beh, chiamatelo come volete voi, io lo chiamo saper fare, ma questo saper fare è un sapere sacrosanto, è un sapere scientifico e tecnico infinitamente superiore alla falsa scienza che ci veniva proposta. Questa è una grande conquista che è una porta aperta. Noi non sappiamo ancora bene, non sappiamo dire bene che cosa abbiamo fatto, forse un giorno sapremo anche dirlo, non importa. Noi sappiamo che quello questo che abbiamo fatto è un saper fare vero, efficace, che produce risultati, mentre il sapere tradizionale non produce questi risultati, non è un sapere autentico, non serve a far cambiare le cose nel senso del miglioramento dei pazienti. E questa è una prima cosa. Una seconda cosa che voglio dire, noi in questa sensibilità contro gli schemi della falsa scienza, delle false verità che ci circondano continuamente, abbiamo certamente Basaglia ci ha dato un grande stimolo. Io ancora adesso quando sono tentato di fare un po' di biologia, perché ognuno di noi tutto sommato me lo ricordo, dico vabbè, lasciamo stare, non è il caso, perché me lo sento ancora lì con il suo sguardo ironico da dire sì, vabbè, ti stai costruendo la cosa di comodo che ti posso dire. Bene, però in questo saper fare che abbiamo fatto abbiamo rotto non solo questo schema della separazione fra etica, politica e tecnica, ma abbiamo rotto un altro schema, quello della separazione delle scienze, delle discipline. Voi avete visto lì nel film, ma noi sappiamo tutti che abbiamo agito nelle relazioni col paziente, nei rapporti interni con le altre professioni della psichiatria, ma anche con le altre professioni della non psichiatria. Abbiamo parlato con le amministrazioni comunali, abbiamo parlato con i partiti politici, abbiamo trasformato la nostra relazione, che in origine motivava la nostra professione, quella del rapporto con il paziente, in un'occasione per rompere le scatole a tutti quelli che secondo noi dovevano fare qualcosa per cambiare la situazione e rendere possibile un miglioramento che da soli noi non potevamo ottenere. Noi abbiamo rotto quelle barriere che separano le scienze e che impediscono alle scienze di capire qualcosa della complessità del mondo. Noi l'abbiamo rotto, non abbiamo risolto il problema, almeno non siamo vittime di quella mentalità separata, ottusa e incapace di vedere la realtà che è tipica ancora delle scienze che noi abbiamo di fronte. Allora anche lì noi abbiamo aperto una porta, noi abbiamo semplicemente constatato che se volevamo far migliorare la condizione dei pazienti dovevamo imparare a fare non noi stessi tutto, ma dovevamo imparare a prendere dalle altre professioni, dalle altre istituzioni ciò che mancava alla possibilità di aiutare meglio a risolvere le questioni del paziente e anche la nostra stessa questione di professionisti limitati, incapaci, chiusi nella barriera. Io mi ricordo che all'epoca in cui c'era un dibattito con la psicanalisi, c'è qui il nostro
fratello Robert Castel, che si ricorderà sicuramente tutte le polemiche con la psicanalisi. Una cosa è certa, a noi sembrava veramente impossibile fare la psichiatria stando seduto in una poltrona, questo non ci è mai sembrato possibile. E infine un terzo punto, perché non la voglio fare lunga, io poi dopo ho fatto l'esperienza, a parte che di questo movimento Basaglia fu un coalizzatore. Quando lui mi chiese, poi facevo amicizia, mi chiese di venire a lavorare, io già dal 67, da prima del 68 lavoravo nei movimenti in Francia, come vedete. Quando a Parma conobbi Franco Rutelli, lui veniva da un ospedale giudiziario dove già da solo, da anni, senza alleati, faceva delle cose per cambiare la condizione dei pazienti e così via. A Trieste vennero da tutte le parti, da diverse parti d'Europa, tutte persone che volevano cambiare questa realtà. Quindi in questo contesto, diciamo, ognuno di noi era portatore di una tensione ed era portatore di una cultura che ha avuto queste oscillazioni, che è scesa nel momento più basso e adesso forse sta, io spero, per risalire, ma in un contesto nel quale nessuno da solo poteva lavorare. Ebbene, io sono stato lì, ho lavorato fino al 1974, poi ho scelto di fare un tentativo di collegare la psichiatria con la medicina generale, l'ho fatto a Napoli, è servito anche a dare un contributo alla riforma che ha costituito i distretti di base. Poi dopo, io nella mia irrequietezza sono un incostante, sicuramente se ci fosse uno psichiatra una diagnosi piuttosto negativa, sono passato alla cooperazione internazionale e mi sono occupato di povertà, di Africa, America Latina, guerre, violenze, catastrofi, eccetera. Che cosa ho portato con me? Vi assicuro, io non ho l'impressione di avere cambiato lavoro. Ho imparato a conoscere quelle cose che diceva questo film, che era bello, che non conoscevo, che esiste una corrispondenza tra ciò che accade nell'istituzione manicomiale e ciò che accade nella mente, è una verità. Ma io ho visto che quello che ho imparato in manicomio a leggere questa relazione che esiste fra il funzionamento dell'istituzione e il funzionamento della mente è vero anche per la società, è vero anche per i rapporti fra ricchi e poveri, è vero per i rapporti fra l'Europa e l'Africa, cioè è la dinamica dell'esclusione e la dinamica della prevaricazione, della violenza, della prepotenza che informa la mente, l'istituzione e le relazioni internazionali, fin quando, ed è per questo probabilmente che la sensibilità nei confronti del diritto, l'etica nei confronti di ciò che è giusto serve come arma tanto per modificare le istituzioni psichiatriche, quanto per cambiare la società, quanto per cambiare la nostra mente. Ecco, io questo patrimonio me lo sono portato. Da questo punto di vista i passi avanti sono stati enormi, perché quando noi parlavamo di esclusione tantissimi anni fa eravamo quasi gli unici, insieme con altri, che cominciavano nel movimento. Oggi in tutto il mondo i documenti ufficiali delle Nazioni Unite dicono che lo sviluppo non è abbastanza umano proprio perché ci sono le dinamiche di esclusione e perché la competizione violenta fa in modo che alcuni si appropriano di poteri e risorse e altri invece sono esclusi. Poteri e risorse che nell'istituzione erano simbolizzate dal medico o dall'amministrazione e qualche volta i due non erano d'accordo, e poteri e risorse che nel mondo sono rappresentati dagli attori che voi ben conoscete. Ebbene, io credo che quello che noi abbiamo imparato tanti anni fa per lottare contro l'esclusione nel manicomio e nella mente, oggi lo possiamo utilizzare per cambiare la società. La parola a Roberto Bettina. Saluto tutti e scuso per una particolare scarsa brillantezza, meglio del solito, per un mal di denti fastidioso. Però siamo qua. Ma vorrei ricordare, fare anch'io un pezzettino di memoria e ricordare che io sono arrivato nell'inverno del 77 in una Trieste assolutamente fredda, spazzata dalla Bora, dove
ho incontrato anche Basaglia con un mio amico che ci ha aperto la possibilità di fare volontari e abbiamo subito, siamo entrati dentro una riunione che progettava un intervento politico allora molto forte, l'occupazione di un ente pubblico famosa per i locali, Casa del Marinaio. Fu un'azione molto forte perché segnò forse il momento più contraddittorio ma politicamente più alto di un'azione che qualcuno definì anche un errore, insomma, lo stesso Basaglia lo considerò in un certo senso un errore, ma io mi trovai proiettato dentro una situazione in cui la psichiatria si confrontava con la realtà. Era un tentativo di dimostrare la necessità di avere case per le persone che venivano fuori dall'ospedale psichiatrico e siccome questa possibilità era molto difficile veniva occupato simbolicamente un ente inutile, una casa vuota. Questa azione ci colpì fortemente, effettivamente ci trovavamo proiettati dentro una realtà di lotta vera, di tentativo vero di costruire delle possibilità di vita per persone. Basaglia stava andando subito dopo a Roma, ebbi poco la possibilità di incrociarlo, forse lo conobbi più fuori a Trieste che a Trieste, in alcune situazioni in Puglia, in giro dell'Italia, convegni. E devo dire che in quei primi anni, lo dico perché siamo qui e c'è Franco Rottelli, insomma la mia esperienza è stata segnata profondamente come molti di coloro che sono venuti a lavorare tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 per la direzione di Franco Rottelli, che in maniera straordinaria aveva assunto il testimone di questa azione e essendo stato il leader di quello che era il gruppo più attivo nel portare avanti la chiusura dell'ospedale psichiatrico, ne era poi diventato il direttore e aveva informato in maniera molto chiara tutta l'azione in quegli anni dei servizi che nascevano e oltre a rappresentare un leader straordinario, personalmente devo tributare un omaggio a lui da parte di tutta la mia generazione che era arrivata subito dopo il primissimo periodo per quella che era l'insegnamento nella pratica. Un Basaglia che allora era visto dentro gli esiti delle pratiche, dentro le azioni. Noi non studiamo Basaglia, l'abbiamo letto, ma Basaglia era presente in quelle che erano le pratiche di allora, dentro quello che l'azione di Franco Rottelli e del suo gruppo, ma di Franco in particolare, aveva reso possibile. E con questo ci confrontammo e provai a imparare un po' questo mestiere. Devo dire che la questione della memoria è centrale e non vorrei essere così antipatico, però devo anche ricordare che la memoria svanisce, la memoria diventa rapidamente storiografia, geografia, ricostruzione, diventa retaggio, raramente diventa costituzione di un portato storico reale e soprattutto raramente si sposa con l'attualizzazione di quelli che sono gli esiti. Credo che questo è uno dei problemi centrali che abbiamo, che avete voi che avete organizzato questo convegno, che abbiamo noi in questa regione, che abbiamo noi in Italia. Vi faccio un piccolo esempio, sono andato nel 2005 in un convegno che per la prima volta in Scozia apriva la possibilità di un intervento di comunità in una realtà dove, come sapete bene, Maxwell Jones aveva mosso i primi passi nella direzione della comunità terapeutica di Ingleton e si era mosso con un piccolo gruppo anche di gente in quella direzione, di colleghi, e io ero convinto che in Scozia ce ne fosse ancora a memoria. Nel 2005 i nomi di Maxwell Jones e di Ronald D. Lang in un convegno che oltre a prevedere la presenza di rappresentanti governativi aveva tutto il gota della psichiatria anche tradizionale di quel paese, erano assolutamente sconosciuti. Qualcuno si ricordò, in particolare Pullman, uno psichiatra che poi venne a
parlare dopo il mio intervento, dice sì, in effetti c'è stato anche Maxwell Jones, c'è stato anche Ronald Reagan, e l'Italia ha subito uno stranissimo percorso, lo stesso, lo sappiamo bene perché la sua scoperta forte, il rilancio del lavoro di Franco Basaglia è qualcosa che attiene agli ultimi 15 anni. Bisogna dar merito al gruppo di Rovati, Colucci a Trieste e molti altri amici in giro perché questo sia stato possibile. Va ricordato, oggi in Italia, in Europa e nel mondo, se va in giro, la gente raramente ricorda la legge 180 per esempio, o identifica il nome di Basaglia con la legge 180. Però dentro questo c'è un grosso interrogativo, quello che interessa nella risonanza internazionale di queste cose, in particolare nei paesi più avanzati, insomma, con le economie più sviluppate, capaci quindi in teoria di realizzare dei servizi adeguati, eccetera, e la qualità della traduzione in azioni, come si è detto prima, no? Azioni pratiche e dimostrative di quelli che erano i principi e le azioni pionieristiche svolte a Gorizia nel 61 e negli anni successivi, quindi la traduzione in percorsi reali e trasformazione. In realtà interessa molto un mondo di verità intorno all'opera di Basaglia, interessa capire che cosa, quello che è effettivamente il portato dell'attualizzazione della sua azione. Ecco, da questo punto di vista non c'è molto, non è rimasto molto di quello che era in realtà tutto l'aspetto del pensiero dialettico che in questo film in maniera sconvolgente, credo, non ci viene buttato in faccia. Quello che è visto oggi è la realizzazione concreta di servizi. La gente viene a visitare i servizi di questa regione, in particolare a Trieste, Elisabetta, c'è un grande flusso. L'anno scorso sono passate 1000 persone, a parte il convegno che si è realizzato nel 2010, hanno circolato anche in situazioni di servizio di questa regione, la gente viene a vedere quello che sono gli esiti nelle pratiche, quelli che sono gli esiti di trasformazione dei servizi. Quindi da questo punto di vista riconosce l'esistenza di un comune DNA, come ha sostenuto il nostro amico Sashi Sacidarani in Inghilterra. Il comune DNA è quello della lotta anti-istituzionale, la lotta alle pratiche del manicomio, la lotta alle pratiche della violenza nelle istituzioni, salute mentale e psichiatria. E in qualche modo è riconosciuto, è quello che forse in maniera più forte ci colpisce, la portata del rovesciamento pratico con le persone sopra le istituzioni. La persona sopra le istituzioni, la persona più importante delle istituzioni. Questo sembra un'affermazione banale, però io ho avuto la fortuna di avere nelle mani ieri, tornando da Copenaghen, la bozza della strategia europea sulla salute mentale, la prossima avventura dopo Helsinki. Questa bozza, che sarà applicata tra un anno e mezzo circa, comincia a circolare, per adesso soltanto negli ambienti OMS. Noi, come sapete, siamo un centro collaboratore, abbiamo quindi la possibilità di vedere in anticipo. Ci sono due parole che mi hanno colpito e che sono dentro questa questione del portato storico. I servizi devono essere person-centered, centrati sulle persone, e rights-based, e fondati sui diritti. Questo lo scrive l'OMS. Voi direte l'OMS dire tante cose, però è per la prima volta la questione della deistituzionalizzazione viene posta in maniera così forte al centro, quantomeno delle dichiarazioni. Queste due parole, servizi centrati sulle persone e fondati sui diritti, ecco, non sto qui a far notare quanto siano vicine alle cose che stiamo vedendo, stiamo dicendo, che abbiamo visto qui. D'altro canto, se ragioniamo sul fatto che in questi anni, diciamo, l'utopia della realtà, praticamente vero, è stato quello che ha interessato le persone, quindi soprattutto le pratiche, e quindi vogliamo vedere quello che è forse uno degli esiti meno più importanti o più straordinari di quello che è stato il pensiero, le premonizioni di Basaglia del 61,
ci possiamo riferire a quello che è il percorso e la stranissima convergenza, dico singolare, perché è assolutamente inconcepibile dal punto di vista storiografico, ma forse dal punto di vista storico va riconosciuta, tra il pensiero di Basaglia e quelli che sono stati i movimenti di lotta per i diritti dei pazienti, degli utenti, delle persone con esperienza dentro la salute mentale di questi anni. E quindi il passaggio drammatico dello smontaggio delle istituzioni, il passaggio da una condizione di oggettivazione delle persone come oggetti, dentro le istituzioni, la loro soggettivazione, quindi lo smontaggio del meccanismo, del dispositivo teorico-pratico della psichiatria e quindi il riconoscimento, anche se volete scientifico, di quello che è una conoscenza partecipativa in cui l'oggetto parla, l'oggetto non è più un oggetto, diventa un soggetto, quindi il capovolgimento di questa relazione è quello che il movimento per la recovery, il movimento degli utenti psichiatrici in giro per il mondo, ormai dappertutto, reclama in maniera fortissima. Una restituzione di significato, ma nel mondo reale, una questione legata alla reciprocità dei poteri, alla negoziazione delle persone a partire da quelli che sono i loro poteri contrattuali nella realtà, la forza dello scambio e l'empowerment come traduzione di quella che Basaglia chiamava la pedagogia del potere dentro le istituzioni. E di qui dal recupero dell'individuo all'ingaggio della comunità, ma non un ingaggio anche lì geografico, di comodo, la comunità dentro una profonda messa in discussione di quelli che sono i concetti legati alla norma e soprattutto alla norma nelle istituzioni, alla norma nelle leggi, alla norma nei servizi. Quindi con riconoscimento forte si torna ancora a Rotelli del fatto che la chiusura di manicomi dappertutto, dove è avvenuta in Italia, in Inghilterra, in parte in Norvegia, in parte negli Stati Uniti, in parte in Spagna, raramente ha significato la cancellazione degli effetti, Franco Rotelli ha detto, di persistenza di manicomi, e su questo Franco Perazza prima ci ha ricordato quanto dobbiamo ancora lavorare, quanto il manicomiale esiste. Ma al di là di ciò, dentro questa fortissima contraddizione si agitano le possibilità di nuovi percorsi quindi che legano la questione del riconoscimento di significato delle persone, delle loro storie, alla loro emancipazione, del riconoscimento dei percorsi di recovery, di recupero, di guarigione, sono percorsi di cittadinanza soprattutto. Sono quindi percorsi non soltanto individuali, soprattutto sono percorsi interpersonali, sociali, a forte valenza sociale, che richiamano ad un recovery, a un recupero critico delle istituzioni. E vorrei concludere ricordando che tutto questo, che parte da lontano, da esperienze e culture molto diverse, soprattutto da soggetti molto diversi, che non sono i medici di Gorizia, sono piuttosto quelli che stanno nelle assemblee di Gorizia, che hanno cominciato a reclamare un loro percorso autonomo, che poi curiosamente si incrocia, si intreccia, quindi conferma la bontà delle intuizioni di Basaglia e del suo gruppo, richiamano ad una questione centrale, dove come possibile ancora produrre innovazione. Questa è un'innovazione nata ai confini dell'Italia, in una situazione fortemente locale. L'innovazione è locale, l'innovazione ha bisogno di situazioni piccole dove può crescere per poi poter diventare globale. Oggi abbiamo un rischio dappertutto, lo sento dappertutto, se ti confronti con i colleghi anche di fuori dell'Italia, la razionalità dei sistemi e della gestione anche dei sistemi di sanità impone sempre di più processi di centralizzazione decisionale, processi di allontanamento dai bisogni e dalle istanze partecipative della gente. Ecco, questo credo che lo scenario sia più che attuale e l'Assemblea di Gorizia ci ha detto molto. Grazie. Mario Roberto. Io ringrazio per l'invito, sono sempre un po' emozionato, ho difficoltà a parlare di Franco Basaglia, quindi non parlerò direttamente di lui nel peso, nell'esperienza,
nella mia vita che ho avuto. Premetto due cose. Primo, nel 1970 ero ancora studente, sono venuto a Gorizia e ho avuto questo primo impatto. Franco Basaglia era negli Stati Uniti, ma ho conosciuto Agostino Pirella, Nico Casagrande, Ernesto Ventolini, come si vedeva. Un anno dopo sono andato a Trieste e ho potuto percorrere l'esperienza di Trieste, e prima con Franco Basaglia, tutte le altre persone, poi con Franco Rotelli, e poi nel 95 ho avuto l'avventura di essere, che mi venisse chiesto di andare a Udine perché costituiva un po' uno scandalo nella regione, tanto che la giunta regionale, l'amministrazione regionale aveva sospeso il direttore del manicomio rimasto a Udine e aveva nominato il commissario Franco Rotelli come consulente del commissario, però dall'aprile del 95 mi è stato chiesto di andare, sono andato sostanzialmente da solo e quindi mi sono trovato catapultato da un'esperienza come era maturata a Trieste in un quarto di secolo, visto che parliamo di queste unità di misura, ormai esperienza che aveva superato il manicomio, che aveva provocato cambiamenti nei servizi, nelle culture, ma anche nelle culture della città, nella stampa, nella magistratura, che è un altro capitolo molto importante, insomma, un altro mondo complessivamente. Io prendevo il mio treno la mattina e arrivavo in un mondo che rispetto all'opinione pubblica, alla stampa, alla magistratura, al manicomio che aveva 400 persone in condizioni che non avevano nulla da invidiare a quelle che si vedono nelle situazioni peggiori del mondo, mi sono trovato lì da solo, o quasi, chiedendomi adesso cosa faccio, quali sono gli strumenti che io ho, no? E quindi mi sono dovuto chiedere di tutta questa mia esperienza precedente che cos'è che mi rimane. Me lo chiedevo tutti i giorni perché non era così semplice, perché intanto bisogna dire che si era creato, dopo che da Gorizia erano andati via, dopo la dimissione, le dimissioni del gruppo di Gorizia e poi era venuto a Trieste, si era creato un asse Gorizia-Udine in funzione esplicita anti-Trieste e anti-Basaglia. Per cui parlare, anche solo nominare Basaglia era un problema, in più venivo anche da Trieste, c'è questo problema dei friulani più triestini, anche se a Trieste mi chiamavano friulano perché vengo da Pordenone, ma in ogni caso la questione era come mettere mano ad una situazione che in qualche modo si era conservata, anche perché quando sono arrivato a Udine chi occupava temporaneamente il posto di direttore mi ha detto qui i servizi di salute mentale territoriali sono nati perché c'è stato il terremoto e quindi con il terremoto alcuni operatori sono usciti nell'emergenza e tutto il resto è rimasto come era prima, nel senso che non c'era stata un'elaborazione, era stato solo cambiato il nome al manicomio, ma le pratiche erano rimaste tali e quali. Allora, andando da solo da Gorizia a Udine, che cosa ho portato con me? Intanto un tesoro che io considero ancora assoluto, cioè non solo la ricchezza, il pensiero, lo scambio con Franco Basaglia, con tutte le altre persone con cui avevo lavorato, ma di tutte le persone che erano passate per Trieste, che in qualche modo anche a livelli più umili, anche il semplice gesto, l'intuizione di una singola persona, in qualche modo era un tesoro che io mi portavo dietro e quindi sentivo che con me, ma proprio mi ricordavo a volte anche i nomi e i cognomi di persone anche oscure se vogliamo, no? Però ho portato con me il senso e l'esperienza di una grande trasformazione collettiva e senza entrare poi nella storia di quello che è successo a Udine abbiamo chiuso abbastanza dignitosamente il manicomio, io mi vanto ultimo in Italia perché abbiamo cercato di trasformarlo, le logiche, trasformarne le visioni, no? Con altri soggetti giovani
che sono stato un motore, giovani con le cooperative, che sono stato un motore fondamentale di trasformazione e superamento del manicomio. Perché è un ragionamento che almeno li facevo nel momento in cui non eravamo più negli anni 60, negli anni 70, in cui si trattava di aprire un varco concettuale di pensiero e poi anche nel diritto. Il diritto era chiaro, lì c'era soltanto una violazione dei diritti fondamentali delle persone e quindi non si poteva più che tanto creare, aspettare i tempi della trasformazione, i tempi della maturazione di chi lavorava lì. Bisognava in qualche modo intervenire velocizzando i tempi. Questo ha questa azione, diciamo, ha dei pregi, ha dei limiti, produce delle contraddizioni. In ogni caso, diciamo, quello che era l'asse anti-Trieste si è pian pianino spostato, si è creato qualcosa che noi credo possiamo ragionevolmente dire, pur con tutti i limiti e le contraddizioni, un sistema regionale per cui il fatto che esista una regione che bene o male, ripeto, anche con molte differenze, con molte cose da fare, costituisce un evento abbastanza unico e straordinario nel panorama mondiale. No? Ma non solo, ma questo lavorio che sta andando avanti, che va avanti, ha prodotto coscienza, cambiamenti anche nella consapevolezza delle persone, dei cittadini e di molte istituzioni rispetto ai diritti, perché se una cosa stiamo dimostrando con qualche ogni tanto anche importante caduta, no? Che la storia della realtà dell'utopia è vera, nel senso che se si lavora in un certo modo si produce quello che sembra impossibile e poi la gente ci crede, la gente assolutamente considera molto di più avere i diritti che non averli, essere rispettati che essere oppressi o essere negati. Allora una domanda che io mi faccio sempre rispetto a tutto questo, l'insegnamento di partenza di Franco Basaglia, ma anche il suo originario pensiero così estremamente complesso, no? E poi tutti i saperi e le riflessioni che si sono sviluppate in tantissime persone, insomma, così. Oggi hanno ancora una validità, no? C'è qualcosa, oppure siamo delle persone di una certa età e siccome hanno fatto quell'esperienza lì da giovani siamo un po' come i reduci, quindi fanno riferimento a... Questa è una domanda che io mi pongo per onestà intellettuale, anche se poi la risposta che mi do è che no, non mi sembra che siamo tanto dei vecchi reduci che parlano della loro giovinezza, mi pare che ci sia una potenza, una forza del pensiero, degli strumenti, dei modi di leggere, poi di intervenire e di operare, che ancora di assoluta attualità. Dirò solo 2 o 3 cose rispetto a queste, poi chiudo anche perché è tardi, non vorrei annoiarvi molto, ma ad esempio tutte le generazioni che si succedono e che quindi vengono a lavorare, no? Sono generazioni sempre più che sono nate nel dopo 180, nel dopo manicomio, in cui primo non esiste nel panorama locale, esperienziale, diciamo, la questione del manicomio, secondo non ne hanno mai sentito parlare, no? E allora c'è una specie di analfabetismo, ma anche in persone che fanno dei percorsi professionali a partire dai medici, gli infermieri, quali molto spesso sanno e non sanno, no? Il tema delle istituzioni lo conoscono, di come si strutturano le epistemologie di sapere rispetto a questo, e bisogna cominciare a lavorare a partire da lì, perché altrimenti si riproducono poi dei meccanismi che riportano, senza la cattiva volontà di nessuno, come diceva anche Franco Basaglia nel film di prima, no? Si riproducono meccanismi di questo tipo che non necessariamente sono quelli più brutali del manicomio, possono essere un po' più fighi, un po' più eleganti, ma di fatto sono meccanismi di espropriazione. Un'altra esperienza che noi facciamo anche è gocce in un mare, no? Proprio a partire da questo, che andando in qualche scuola superiore che magari ci chiama, così proviamo a vedere, per dire, i giardini di Abele insieme ai ragazzi di 16-17 anni. No?
e si vede che in realtà c'è un estremo interesse, cioè se si pongono le questioni poi tutti ci stanno, crescono, chiedono, no? E percepiscono che una dimensione diversa dalla vita che parte da quell'esperienza, da quella visione e così via. Allora 2 o 3 cose che mi vengono è i servizi oggi in questa regione sono sufficientemente garantiti rispetto a delle pratiche che siano assolutamente sempre pure, perfette e trasparenti? Io dico assolutamente di no, nel senso che dobbiamo riconoscere che siamo complessivamente, credo, forse i servizi più avanzati complessivamente, credo che accadano delle cose assolutamente straordinarie ovunque, no? Però dietro l'angolo, e a volte nemmeno tanto dietro l'angolo, il rischio, io credo anche la realtà di riproduzione, il tipo di neostrutturazione in chiave moderna ci sono, no? E allora capiamo che non dobbiamo mai abbassare la guardia. Alcune riforme, ad esempio, che in questa regione si stanno un po' affacciando in modo così certo, no? Però quello che si capisce è che tenderebbero a riproporre una divisione nettissima fra gli ospedali come luoghi tecnici, no? E tutto il resto, e noi che non siamo servizi di psichiatria ma siamo servizi di salute mentale, siamo abbastanza desiderati come nuovo collettore delle nuove cronicità, dei nuovi scarti della medicina, così come lo era il manicomio in altri momenti. Allora credo che su questo dobbiamo avere una certa attenzione, no? Perché non è mai dato niente per sempre, né mai dato ovunque. Mi è sempre in mente quella frase di Franco Basaglia nelle conferenze brasiliane, in cui rispondendo all'interlocutore dice: i manicomi torneranno, magari anche peggio di prima, perché il potere vince sempre, noi non possiamo mai vincere, noi possiamo solo convincere, e quando abbiamo convinto abbiamo vinto. Credo che quello che noi possiamo anche trasmettere, in qualche modo lasciare, è anche questo contenuto, e concludo dicendo 2 cose che mi sembrano inquietanti. Io circa un anno e mezzo fa, diciamo, il dottor Berto, il dottor Asquini, io, poi la polizia, i carabinieri, eccetera, siamo stati convocati in prefettura perché l'ordine del Ministero dell'Interno era quello di attivare nelle prefetture un tavolo sulla pericolosità dei malati di mente e quindi attivare le azioni necessarie per controllare e contenere la pericolosità dei malati di mente. E abbiamo tutti spiegato che in questa regione si lavora in un certo modo, la polizia e i carabinieri erano assolutamente d'accordo con noi, perché poi il prefetto si è scusato dicendo forse abbiamo sbagliato, però esisteva un progetto incentivato per un funzionario della prefettura, mentre in altre prefetture, ad esempio a Milano, il tavolo è stato istituito, no? In Lombardia. Un'altra cosa, qualche giorno fa ero in carcere per una perizia e il signore che lavorava all'ufficio matricola dice: guarda dottore, io lavoro qui da 33 anni, non ho mai visto tanti poveracci arrivare in carcere come adesso. E forse questo ha a che fare con un'altra questione, che ad esempio il numero delle persone in ospedale giudiziario è stato negli anni sempre relativamente stabile fra 1100-1200 persone, adesso si sta avvicinando alle 1400 persone. Noi probabilmente in questa regione prossimamente riusciremo forse a raggiungere il livello 0 delle presenze in ospedale giudiziario, no? Però e non si capisce bene quale sia il motivo per cui le persone aumentano in ospedale giudiziario oggi, quando tutti dicono che invece bisognerebbe eliminarli, no? E una ragione potrebbe essere una leggina che è stata fatta senza che nessuno se ne accorgesse, che riguarda l'aggravamento delle pene per le recidive, anche per reati molto piccoli, no? Per cui aumenta la popolazione carceraria a partire da una affermato bisogno di sicurezza sociale, quindi più le carceri sono affollate e più
gli invii in ospedale giudiziario diventano una forma di scarico di tensione che ci sono. Ecco, dico questo per dire, così come nei nostri servizi, almeno da noi, ma credo ovunque, arrivano le persone che subiscono la crisi economica che c'è, e arrivano molte di queste, arrivano ai servizi di salute mentale, e alcuni dei nostri strumenti assumono oggi valenza di ammortizzatore sociale rispetto alla disoccupazione, alla mancanza di reddito, eccetera. Allora, ho detto queste cose non per fare un discorso organico né per dare una testimonianza, ma per dire che poi c'è una circolarità delle questioni che richiedono, a mio avviso, sempre una grande attenzione e anche la valorizzazione degli strumenti che abbiamo, delle pratiche che abbiamo e anche delle organizzazioni che sappiamo che dobbiamo anche con grande consapevolezza difendere e capirne, conoscerne il significato, il ruolo che hanno in questo mondo rispetto a una psichiatria che, come dicono con il DSM quinto che sta uscendo, alcuni che ci hanno lavorato dicono che aumenterà del 20% le persone etichettate come malate, perché si psichiatrizza, si medicalizza ogni aspetto della vita e quindi ricomincia il giro dei poteri, il potere psichiatrico, il potere delle case farmaceutiche e così via. Grazie, so che il tempo è breve perché si chiuderà la sala, so che siete stanchi. Solo una rapida considerazione rispetto a questo evento, a questo far riflettere sulla coincidenza 1961 Basaglia che va a Gorizia, pubblicazione dell'Asylum di Goffman, della Storia della Folie di Foucault e dei Dannati della Terra di Franz Fanon. Libri che in Italia arriveranno in ritardo, però evidentemente danno l'idea di un processo e della necessità di avere ancora oggi questi punti di riferimento. Io però adesso vorrei semplicemente fare un salto all'indietro e in avanti rispetto a questa data 1961. Il salto indietro andrà molto lontano, andrà nel 1795, 13 maggio o il 24 Floreale, anno terzo della rivoluzione francese, a riportarci alla scena madre, come anche Foucault nella Storia della Folie precisa, che è la fondazione della psichiatria, cioè quella scena famosa che Jean-Louis David, il pittore, ha immortalato, cioè Pinel, che libera le folli alla Salpêtrière dalle catene. In realtà, come ci spiega Foucault, 2 anni prima già Pinel alle Bicêtre aveva liberato gli uomini, ma quella scena è la scena che rappresenta la nascita della psichiatria, rappresenta il nuovo patto che si instaura tra l'esperto, lo psichiatra, che appunto non è più l'alienista, diventa lo psichiatra, e il patto che costituisce con la persona che prima era incatenata è dove poi tu non sarai incatenata, però tu dovrai assumere l'identità di malato. E io sono la persona che ho questa capacità di leggere, di lettura, di interpretare la croce. Quel luogo dove questo patto si costituisce sarà l'ospedale psichiatrico. Si costituisce un paradigma, secondo la concezione di Kuhn della storia della rivoluzione, il paradigma che io chiamo paradigma dell'oggettivazione, se volete, dell'interpretazione dell'altro e dello sguardo puro e rigoroso dello scienziato. Quindi c'è uno sguardo oggettivante, c'è una capacità di interpretazione che è dovuta al tecnico. E su questo paradigma si sviluppa il pensiero, che poi naturalmente è il pensiero del pensiero moderno, della nuova disciplina, di una nuova disciplina, poi
probabilmente Foucault questa cosa la spiega meglio in altri contesti, appunto una disciplina che si contrappone, il potere della disciplina, al potere regale del passato. Ebbene, la nuova scena si è sviluppata alcuni anni, molti anni più tardi, e dal mio punto di vista si è sviluppata nel 1965. La scena del nuovo paradigma si sviluppa nel 1965 a Gorizia e si esprime nella prima assemblea generale, cioè si esprime in quello che noi abbiamo visto in questo film, cioè in un contesto in cui si rovescia il paradigma del precedente dell'oggettivazione, cioè la soggettivazione, in cui si capovolge lo sguardo rigoroso dell'alienista che oggettivizza, ma c'è invece una reciprocità dello sguardo, cioè Basaglia, gli Ferrieri si lasciano guardare, non sono loro che guardano, sono loro che si lasciano guardare, c'è una reciprocità degli sguardi e c'è sostanzialmente una voce, la voce delle persone che sono dentro l'ospedale psichiatrico che parlano, a cui si riconosce appunto la capacità di esprimersi. Allora, forse più della stessa del rifiuto della contenzione, tra l'altro Pinel a Bicêtre rifiuta la contenzione, libera, no? Cioè, nella sua descrizione il capitano inglese, no? Il quale incatenato da 40 anni improvvisamente libero esce fuori a vedere il sole, dice com'è bello il sole, cose di questo genere, libera tutte le persone. Più dell'atto della liberazione, quindi del rifiuto della contenzione, a me sembra significativo questo riconoscere il diritto alla parola, il diritto alla cittadinanza. Quindi questa voce che prepotentemente da quel momento diventa protagonista. E Basaglia questo lo dichiara questo suo rifiuto di essere coloro che nella storia interpretano gli avvenimenti, di rivoluzionari che mettono in bocca agli altri delle parole, o loro si assumono il compito di leggere e interpretare la storia e di determinare le rivoluzioni. No, è la voce delle persone che vengono fuori, che si esprimono con una pregnanza, perché non siamo più, attenzione, in una comunità terapeutica, cioè non ci sono delle regole, non ci sono delle interpretazioni dell'Assemblea Generale. Le persone vengono fuori ed esprimono la loro povertà, la loro miseria, l'ingiustizia a cui sono sottoposti, il loro diritto alla felicità, le loro riflessioni, che abbiamo visto in questa situazione intensa di questo film, questo loro diritto di essere persone, di essere dei protagonisti. Ecco, tutto quello che poi avverrà, l'autoaiuto, il recovery, tutto quello che si manifesta successivamente e contestualmente è questo riconoscimento dei diritti delle persone. Castel, quando parla giustamente che la deistituzionalizzazione infrange il monopolio degli specialisti, significa anche questo, che non c'è più lo specialista psichiatra o psicanalista, ma c'è un nuovo capovolgimento, nuovi attori entrano nella scena, poi saranno i familiari, ma sostanzialmente tutto quello che abbiamo detto è questa capacità di far entrare come protagonisti tutti coloro che possono essere coinvolti, dagli amministratori ai cittadini, alle scuole, alle massaie, a tutta questa realtà che si rinnova. Ecco, quindi io credo che molto semplicemente, non voglio sviluppare più questo pensiero, che questa
capacità di dare spazio al balbettio della follia, come Basaglia lo chiama, come anche nel Giardino dei Gelsi parla di questa voce in falsetto, però una voce che ha bisogno di riconoscimento, di spazio per assumere coscienza, consapevolezza, cittadinanza. È qualcosa che ha un valore fondamentale nella capacità di essere e riconoscersi come soggetti. E io voglio ricordare e quindi concludere, come vedi sono stato rapidissimo, le parole di Frantz Fanon, che ci dà questa dimensione in una lettera a un francese, che è una delle ultime scritti, non è I dannati della terra, in cui parla di questa esigenza dell'affermare il diritto alla voce e che poi è un diritto alla lotta. Dice: voglio che la mia voce sia brutale, non la voglio bella, non pura, non di tutte le dimensioni. La voglio lacerata da parte a parte, non voglio si diverta, perché parlo infine dell'uomo e del suo rifiuto, del marcio quotidiano, della sua spaventosa rinuncia. Voglio che tu, che mi ascolti, racconti queste cose e insieme cambiamo il mondo. Grazie. E ora abbiamo lasciato per un dovere di ospitalità il dottor Mazzuia per ultimo e quindi gli diamo la parola. Sì, buonasera. Cercherò anche di essere l'ultimo e anche più breve, chissà se. Vabbè, io volevo concludere raccontando un po' di come in realtà quello che accennava Franco Perazza lì all'inizio è stata la storia che a Gorizia si è fermata dopo quella lettera che vi ho letto e che ha fatto molta fatica a rimettersi in moto dopo molti anni, moltissimi anni. Sarà forse una decina d'anni, poco più, che anche Gorizia ha ripreso cittadinanza dentro il sistema sanitario e di salute mentale di questa regione, e io credo di poter dire che l'ha fatto e lo sta facendo ormai in modo dignitoso, forse anche con una volontà di rimonta e di rimettere dentro il contesto della regione un contributo che non sia più di memoria e così insomma un po' calcificato, come se fosse un merito che non abbiamo più, un merito che risale ad altri, a 50 anni fa. Cominciò nel 61 e poi passarono molti anni prima che si rimettesse in moto qualcosa. Io sono venuto a lavorare a Monfalcone dopo tanti anni a Trieste, nel 2003, siamo ormai a 8 anni, e credo che ci siano stati dei cambiamenti importanti, ci siano state delle interazioni forti con i servizi della regione, forse anche, anzi direi non forse, sicuramente la possibilità, venendo da Trieste, di portare il contributo di quello che posso aver appreso o praticato nella mia esperienza a Trieste con Franco Rottelli, con Peppe del Lago, che vedo oggi in fondo. Peraltro, ecco, noi abbiamo avuto, e io cerco ancora di comunicarlo alle persone con cui lavoro, la straordinaria possibilità concreta di mettere in pratica ciò che noi ritenevamo giusto e ciò che erano le parole di Basaglia. Cioè, è una fortuna che abbiamo avuto, che qualche volta qualcuno dimentica, soprattutto dimentica o non lo sa nemmeno chi non riesce o non ha mai avuto la possibilità di fare un'esperienza fuori da questa regione. Io ho avuto qualche esperienza anche all'estero e credo mi abbia insegnato molto. Io ho avuto anche la fortuna di non vedere, cioè fortuna e sfortuna, di non vedere il manicomio in piena funzione. Sono arrivato quando
Basaglia era già andato via, era già morto, però ho avuto l'occasione di lavorare nei 3 servizi. Quello che vediamo fuori, che vediamo in Italia e all'estero è qualcosa che ci può mettere, dare la consapevolezza di che straordinaria opportunità e occasione abbiamo nel lavorare qui. La possibilità di quello che si diceva in un recente un seminario di un paio d'anni fa sul pensiero di Basaglia, il coraggio della verità, mi pare fosse proprio Peraltro Rovati che l'aveva proposto. Il coraggio della verità, il coraggio di prendere parte, di decidere da che parte stare. Mi ricordo, parlavamo una volta con Franco e che raccontava come lui a Parma avesse avuto l'opportunità di prendere la decisione da che parte stare, se stare dalla parte della psichiatria, di quello che ancora adesso è l'establishment, quello che viene venduto come la psichiatria più in voga, o prendere la parte invece dello stare con le persone, dello stare dalla parte della verità che poi nel tempo Basaglia e la sua equipe hanno affermato e hanno reso reale e concreto. Ecco, mettere in atto questa possibilità di fare quello che magari uno da giovane vorrebbe poter fare realmente. Io sono contento di poterlo dire, io ho cercato di cambiare il mondo, no? Nella mia minuscola parte, ma proprio questa minuscola parte assieme agli altri è quello che ci può dare la dimensione di un lavoro che non è la routine, che non è il mantenimento della situazione, che non è il portare a casa lo stipendio, ma è il lavorare continuamente a smontare e a rimontare un'organizzazione complessa, così insomma, è magmatica come è la psichiatria. Ecco, come diceva prima Luciano, saper fare che noi abbiamo preso è diventato poi qualcosa che siamo riusciti anche a spendere dentro il nostro territorio, dentro il territorio di Monfalcone, che in qualche modo anche attraverso il servizio di salute mentale ha cominciato a scambiare di più con chi del territorio si riteneva, forse aveva costruito appunto un sapere che gli permetteva di possederlo in un modo diverso. A Gorizia in quegli anni più o meno il modello che veniva imposto nel servizio psichiatrico di Diagnosi Cura, nell'ospedale psichiatrico, era molto semplice, no? Era diagnosi, terapia e dimissione, che poi si ripeteva a porta girevole molte volte, ma non prevedeva niente che avesse a che fare con quello che la persona era in realtà dietro questa diagnosi, dietro quella terapia. Noi forse un po' alla volta ci siamo riusciti, e questo scambio con il territorio che ci ha portato fuori nel territorio ha fatto sì anche che il territorio, poi lo volete chiamare, ma le famiglie, le persone entrassero e scambiassero con questa assoluta novità che anche a Gorizia ha portato a un aumento esponenziale delle attività riabilitative che non c'erano. Non dico non molti anni fa sono arrivato e avevamo 5 corsi di lavoro, adesso abbiamo una cinquantina. Ecco, è cambiato qualcosa, ma non è che prima non sapessimo farlo, non era previsto, non era fuori dal piano operativo, non era questo che si chiedeva agli operatori, no? Ecco, allora questa possibilità di mettere in atto le parole di Basaglia, di lavorare cercando di realizzare quella verità che con le sue parole appunto ci ha spinto a esplorare, è una fortuna che io credo che dobbiamo continuare a valorizzare, e il fatto di essere a Gorizia è una spinta in più. Insomma, io credo che è difficile riuscire a comunicare, come diceva prima Mario Novello, alle persone che vengono a lavorare adesso, che effettivamente di questa esperienza hanno un'infarinatura, qualche volta è anche condita da molta approssimazione che alcuni avversari, diciamo così tra virgolette, di malafede dipingono come appunto ideologica, come non so,
continuano a criticare la Basaglia e i basagliani, mettendo in bocca ai basagliani quello che ritengono sia il loro pensiero, ma credendo appunto, litigando con un'immagine che solo loro si sono costruiti negli anni. Ecco, con questa immagine dobbiamo fare i conti tutti i giorni e ricostruire la realtà del lavoro nel territorio, è qualcosa che in questo territorio per tanti anni era stato trascurato. Bene, credo che in realtà siamo riusciti a fare delle cose, siamo riusciti ad avere l'orgoglio di poter ritornare nel consesso di una salute mentale che questa regione ha un valore assoluto e che proprio per questo motivo rischia ogni giorno di essere messa in discussione, proprio perché dimostra che è possibile affrontare il problema delle persone che hanno dei disturbi mentali in un modo diverso da quello che il modello dominante delle case farmaceutiche, delle cliniche, delle diagnosi ci propone quotidianamente. Su questo lo continuiamo a tenere duro e speriamo di continuare con voi. Grazie. Abbiamo sentito delle relazioni molto ricche, interessanti e stimolanti che ci hanno dato sicuramente delle cose preziose da portare dentro. Dovrei fare una sintesi, difficile farla e certamente saprà farla molto meglio di me Franco Rotelli. Non siamo qua per fare sintesi, siamo qua per cercare di riaprire delle analisi, di riaprire dei discorsi. Mi pare che gli interventi di stasera abbiano ripetuto costantemente. Non siamo qui per celebrare niente, siamo qui per continuare il percorso di riflessione, di pratiche di riflessione. Sono 50 anni di scuola di libertà, stiamo parlando di questo. Una grande scuola di libertà che è riuscita a trasformarsi in elemento costitutivo di una politica pubblica. Nel passaggio tra scuola di libertà dentro un istituto e quindi il passaggio di questa pedagogia emancipativa dentro un'istituzione, dentro un luogo specifico, ha una diffusione in termini di generalizzazione per politiche pubbliche appropriate, per politiche pubbliche evolutive, emancipative, fondate sulla costruzione di diritti e ampliamento della democrazia. In questo passaggio delicato si rischia sempre di perdere molto. Si rischia di perdere molto della vitalità, della ricchezza dei rapporti interpersonali, soprattutto quando giocati dentro una collettività, una piccola collettività, un luogo specifico, dentro un istituto, dentro uno spazio, dentro un teatrino, dentro un'area in cui la ricchezza degli scambi era possibile ed era possibile così come era possibile la ricchezza della violenza. Bene, la diffusione in termini di politiche pubbliche, tutto questo si rischia di non vederlo più, si rischia di non capire più dove stia la psichiatria, di dove stia così una nuova pedagogia possibile. Eppure questo si può giocare dentro un teatro molto più vasto. Se si ha la consapevolezza di ciò che c'è in gioco e se nell'esperienza di quella piccola scuola di libertà, in quel luogo specifico, da quell'esperienza si traggono gli elementi conoscitivi e gli elementi, come dire, di visione che consentono di leggere una serie di fenomeni, una serie di processi. E la scuola di libertà era appunto, anche come è stato detto giustamente, una scuola di verità, cioè una scuola di insegnamento a guardare come stanno, no? E cercare di vedere dietro alle apparenze cosa c'è di vero, qual è la realtà, a non raccontarsi delle storie, no? E non raccontandosi delle storie permettendo quindi che molte storie ricominciassero a vivere. Io credo che è difficile come dire, trasferire gli apprendimenti di questa scuola di libertà, perché mancano i luoghi, mancano gli spazi.
sono stati sottratti in questi anni spazi, luoghi, ambiti. Forse questi ambiti stanno ricomponendosi, forse nei prossimi mesi, nei prossimi anni rivedremo la luce, certamente in questi ultimi anni attorno a noi molte luci si sono spente. Il fatto che comunque questa scuola di libertà abbia continuato a mantenersi in vita ci dice che quello che ascolteremo domani da Roberto Castelli, da Giovanni Gallo e dagli altri vale la pena ancora di essere ascoltato e vale la pena di essere diffuso. Io sono venuto qui con una certa fatica, ma invece vi ringrazio di aver organizzato questa cosa e penso che questa cosa ci faccia bene a tutti e quindi grazie agli organizzatori, grazie a Franco, grazie a tutti gli altri. Grazie.